Allora, amici bellini, cominciamo. Perché questa secondo me è una partita che divide. Clean shit. Clean shit. Shit. È una partita che divide secondo me perché lo 0-0 in generale non è facile da spiegare. What? Oh, chiuso la porta. Sì, sì, adesso sigla. Sigla, aspetta, sigla. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Allora, andiamo, spostiamoci. I like, mi raccomando, perché poi non è che uno fa 0-0 col Como e non arrivano i like. Facciamo partire i like. Qua ho dovuto cambiare la cosa perché certe cose non stanno funzionando. Spero che voi però mi sentiate. Così possiamo analizzare questa partita. Sono sicuro che non ci troveremo d'accordo su delle cose. Ma partiamo con ringraziare Tommino. 2 punti persi, giocatore Como sono ancora a terra. Io, vedi, già sui 2 punti persi è chiaro, se tu consideri il Como una squadra inferiore che devi battere per forza se vuoi lottare per lo scudetto, sì, perché stai in casa e devi farlo. Però io dall'andamento della partita a oggi mi sembrava che non potessimo fare più di questo. Sarà il momento, sarà la brillantezza. Io ti direi quasi un punto guadagnato. Nicola. Aspetta, ma non lo so, i cecchini che cosa intendi? Ah, quelli perché stanno sempre a terra, ok. Quindi, giocatori del Como sempre a terra e quindi incalza Nicola con partita di merda, ma i cecchini se ne sono andati. Allora, io su questo, onestamente, è il video di oggi che non so quanta gente si è visto perché il video nel giorno della partita molto spesso o siete andati allo stadio o non l'avete vista, insomma, vabbè. Però ho dovuto sottolineare una cosa che riguardava Nico Paz e una simulazione molto grave, vista poi con un occhio molto diversa da come è stata raccontata quella di Di Lorenzo. E quindi un po' me l'aspettavo, non me l'aspettavo a questo livello, onestamente, perché da giocatori giovani che escono dal fuoco mi aspettavo più voglia di giocare a calcio. E invece no, ho visto un po' di perdita di tempo anche ogni volta che il Como doveva ripartire, cioè non ho visto Butez accelerare le operazioni, non ho visto gente che in fretta per vincere, eccetera, eccetera. Quindi l'impressione che anche al Como potesse star bene un pareggio l'ho avuta. Poi, insomma, un pareggio con la prima in classifica fuori casa penso che ci sta tutta. Poi loro non hanno l'obbligo di vincere lo scudetto, di arrivare subito quarti. Stanno facendo un percorso buono, e quindi penso che ci poteva anche stare. Noi siamo stati invece un po' rinunciatari nel far partire l'azione da dietro. Molte pallate, troppe pallate secondo me, con un Højlund abbastanza isolato. E lì già io me la posso spiegare con il fatto che il Como è la prima squadra in Serie A per azioni distrutte in pressing alto, e quindi tu probabilmente volevi evitare di essere aggredito e quindi di partire da basso. Ci dobbiamo aggiungere purtroppo anche che ti viene meno il regista, quindi è più difficile. E Elmas entra al posto di Gilmour. Il discorso degli infortuni ne dobbiamo parlare perché non può essere. O siamo la squadra più sfigata del pianeta, oppure ne dobbiamo parlare. Qualche domanda se la devono fare. Non ho le risposte, ma qualche domanda ce la dobbiamo fare. E quindi posso capire se con la mancanza del regista tu poi non vuoi evitare dei rischi inutili, e quello lo posso capire. Però la pallata continua ovviamente presuppone tutto un attacco delle seconde palle che non è stato fatto benissimo. Il Napoli comincia forte però in pressing e mi ha dato l'impressione di volerla fare, cioè il piano gara lo avevo intuito, cioè il Como
avrà più possesso palla, tu devi andare a scompaginarli attaccandoli forte, e il Napoli all'inizio lo ha fatto, però mi ha dato l'impressione che non l'abbiamo fatto con quella stessa convinzione in tutti gli uomini, il che ci ha creato delle difficoltà. E in queste difficoltà poi dopo arriva il rigore, per esempio per loro, Santo Milinkovic-Savic, che dà e toglie, perché là lo fa l'errore, il rigore netto, su questo non possiamo dire niente. Però voglio ascoltare le vostre considerazioni, perché io ho effettivamente dei dubbi che vorrò chiedere a Conte nell'analisi, ma dubbi di accoppiamento, dubbi di marcature, dubbi di chi doveva andare a prendere chi, perché avevo una mezza idea e ho visto due cose molto diverse tra primo e secondo tempo. Ho visto Neres nel primo tempo più vicino a Højlund e poi nel primo tempo. Nel secondo tempo ho visto McTominay fare quel lavoro con Neres più basso. Poi ci sono le prestazioni individuali e quello ovviamente dobbiamo parlarne. Allora, Diao superiore all'angolo, possiamo dire o è presto? Luca, Diao non lo scopriamo oggi, Diao l'abbiamo scoperto l'anno scorso, Diao fa paura. La battuta era se unisci Dia con Leao ottieni Diao. Diao è impressionante, giovanissimo, c'ha personalità, anche lui mi ha un po' deluso, sempre a terra, sempre a cercare fallo, però quando ti punta è pericolosissimo e Di Lorenzo ha sofferto tantissimo, bisogna dirlo. Mi aspettavo un po' più di aiuto da parte di Politano. Secondo me è stato bravo e coraggioso anche a Fabregas a tenere Vaglie molto alto, il terzino sinistro loro, il che teneva occupato Politano, e quindi Diao si ritrovava nell'uno contro uno con Di Lorenzo e ti faceva male. Lang deve fare ancora tutto un suo percorso, insomma, ho provato ad alzarmi dalla sedia, non mi è venuto e non è entrata nemmeno malissima, troppo poco tempo, quindi ne parleremo. Punto guadagnato, il Napoli purtroppo con tutti questi infortuni non riesce a gestire due competizioni, ha pareggiato comunque una squadra che darà fastidio a tutti. Credo pure io che darà fastidio a tutti, poi perderà una partita e diremo allora il Lecce per esempio è meglio del Napoli. Lo sappiamo che ogni partita poi fa storia a sé, però sicuramente il Como mi ha fatto un'ottima impressione e credo che anche presi singolarmente gli elementi, Fabregas è un allenatore che dà un'identità alla squadra, ma anche presi singolarmente i vari elementi, a parte qualcuno che non ha status, che non ha una grande carriera alle spalle, sono forti, sono forti. E quindi sotto questo punto di vista oggi nel paragone ho visto il Como superiore a noi. Ecco perché io sul punto guadagnato rispetto alla prestazione di oggi tendo ad essere d'accordo. Poi è auspicabile ed è chiaro che il Napoli finirà davanti al Como in classifica, per le ultime parole famose, ma insomma il Napoli deve fare un campionato da squadra scudettata, il Como no, per capirci. Sempre meglio un punto che una sconfitta, senza dubbio, lo possiamo sottolineare, il secondo clean sheet consecutivo, il ritorno di Rachmani fa ben sperare, più che altro Rachmani ha ancora bisogno di riprendere un po' di confidenza con il campo, è bene che sia rientrato, Buongiorno credo ancora in crescita, quindi sotto questo punto di vista siamo abbastanza contenti. Bisogna capire, a destra lo sappiamo, inutile insistere, bisogna capire se è successo qualcosa pure a Spina, perché non mi aspettavo quel cambio, addirittura io mi aspettavo, quando vedo Gutierrez, forse sposta Spina al posto di Di Lorenzo, perché Di Lorenzo sta avendo grandi difficoltà, lo fai riposare per la Champions e metti Gutierrez, che non mi è dispiaciuto, Gutierrez è entrato bene mi pare anche oggi, quindi sotto questo punto di vista la difesa si sta registrando in un certo modo. A giugno, dove sta? L'ho perso, se scorrono veloci, lasciate il like. Se giocavi altri 90 minuti sempre a 0-0 finiva. Chi è il macellaio che fa male ai muscoli dei nostri? Bene la difesa, un plauso a Elmas. Politano orrido prima e decente dopo. GDL mi ha sfastriato. Sì, per la questione, ecco, mi riporti alla questione della situazione muscolare. Lo spunto che vi do è Gilmour non è uno che ha giocato tutte le partite, tutti i 90 minuti, che è arrivato al limite dello sforzo perché non si è riposato mai tra nazionale e tutti, adesso ne sta giocando qualcuna consecutiva. Quindi io non posso pensare che sia una gestione del minutaggio
in campo che ti sta portando a tutti questi infortuni, ma devo pensare che è una questione di allenamenti, di ritmo durante gli allenamenti che forse non sono sostenibili per questi giocatori qua. Ci saranno dei giocatori che possono reggere questi ritmi e quello che chiede Conte così. Ripeto la solita storia, è un discorso talmente difficile a livello proprio scientifico e di sport, qual è il limite, cioè sei andato oltre e quindi li rompi tutti uno ad uno, non lo posso sapere. Certo è che cominciano a diventare veramente troppi. Li consideriamo quelli che sono gli infortuni traumatici, se quello si frattura un piede, si frattura una mano, là non è questione degli allenamenti, però anche giocatori non titolarissimi che sono arrivati e fanno questo gesto dello strappo con i muscoli che non reggono. Il calcio è cambiato, magari prima questo funzionava e adesso no, i ritmi sono aumentati, forse devi approcciare il calcio in maniera diversa. È una domanda che Conte si deve fare con il suo staff e non possiamo rispondere noi onestamente. Tore il Falanga, prima di tutto ti do un bacio. Considero infortuni e l'antisportività del Como. X giusto, tirata d'orecchio a McTominay, pecca di egoismo con Højlund, Guiterres titolare, Vania top, bene Elmas. Allora, riprendo tutte le cose. Peccato, McTominay secondo me se la sentiva calda e ha provato più volte dalla distanza, alle volte troppa distanza, e quindi là è stato un peccato. Gutierrez mi è piaciuto come è entrato, quindi secondo me può cominciare a giocare anche da titolare, anche per non stressare troppo Spinazzola. Voglio capire se anche Spinazzola ha avuto un problema di questo tipo. Vania top sì, però perché Vania top, che pare il rigore, ci mantiene in piedi, però l'ha procurato lui il rigore e mi dava l'impressione di essere addirittura in vantaggio, cioè di poterci arrivare sul pallone, perché lui sta sempre fuori dalla porta. Però Morata è bravo ad anticiparlo così e non riesce, ci prova a togliere la mano ma non riesce, lo travolge. Quindi mezzo errore, poi compensato dal miracolo, perché io lo considero sempre un miracolo, anche se l'ha tirata malino Morata, però è sempre bello vedere un tuo portiere parare un rigore. Sui rinvii, ecco, qualcuno lo sbaglia, lo rischia. Avere il portiere che gioca con i piedi significa che qualche rischio te lo prendi. Elmas, per me, spero di non mordermi la lingua, per me migliore in campo. Messo da regista, che non me l'aspettavo proprio. Con l'ingresso di Elmas mi sarei aspettato Anghissà centrale. Forse Anghissà doveva servire anche per dare una mano alla catena di destra per le marcature. Cacheret, forse il migliore dei loro, che andava un po' in tutto il campo, veramente un bel giocatore, e loro hanno tecnica, hanno velocità, questo senza dubbio. Però per me Elmas, in crescendo in una posizione completamente inedita, ha recuperato tantissimi palloni, li ha smistati bene, ha dato una mano, poi finisce alla destra. Secondo me ha fatto una grandissima partita. Se devo ragionare sulle prestazioni individuali, dopo Milinkovic-Savic, che ovviamente si piglia un voto alto, io ci metto Elmas. Poi ditemi come la pensate. Volevo dire bene, vai, ma non avevo carattere, ci sta. Ramsus sprecato energie nel portiere forte del Como, con Loba tutta un'altra storia. Vani ha sbagliato molto, Gutierrez ricorda Mario Rui, serve che tornino tutti, ottima partita per chi ama la tattica. Vero, amico Napoli, infatti io, credetemi, io poi vedrete la reaction e probabilmente non sarete d'accordo, magari qualcuno di voi teneva il torcimento nello stomaco, così, invece io mi sono divertito proprio molto, cioè, lo dico veramente da amante del calcio. Primo tempo, vero, spezzettato da molti falli, però con ritmo quando c'erano i capovolgimenti di fronte. Como, meglio, però il Napoli qualche occasione l'ha creata. Verissimo quello che dici sul portiere, nel senso che quando loro danno la palla al portiere, Højlund stava a metà. Non devi andare forte a pressare il portiere, ma non devi nemmeno lasciargli tutto lo spazio per alzare la testa e distribuire. Era difficile, ecco perché non mi sono piaciute. Secondo me ci è mancato un po' di coraggio in più
in quelli che sono gli accoppiamenti nel pressare alto. L'abbiamo fatto all'inizio e poi l'abbiamo fatto sempre di meno. E questo secondo me è stato un problema nel secondo tempo, perché poi Højlund a metà, Butez perdeva un sacco di tempo, alla fine quando andava in pressing si liberava sempre uno, Politano troppo basso. Su questo sarà veramente interessante per me rivederla e capire tutti gli accoppiamenti, perché avevo un'idea e Conte me ne ha fatte vedere due diverse. Quindi io credo che possa essere stata divertente per chi poi do 0-0 magari qualcuno non diverte. Però è una partita interessantissima. Penso che la fase difensiva sia stata anche decente, il nostro pressing però quasi nullo, troppe volte a vuoto, loro ci superavano in prima linea con troppa facilità. Vero, Scugnitz, vero. Nel primo tempo l'abbiamo fatto però per pochissimo tempo, ho visto quelli là aggressivi, no? Il Napoli che parte forte, che vi dico sempre, ed era proprio quello che mi aspettavo, perché col Como questo devi fare. Io poi non l'ho vista la partita col Bologna, dove il Bologna vince col Como, però posso immaginare, visto che è una caratteristica delle squadre italiane, che abbiano fatto questo. Poi ti deve capitare che magari non strozzi un tiro, lo tiri meglio, Butez non la para, eccetera, eccetera. Il risultato fino a un certo punto. Però il piano gara non ha funzionato benissimo. Gliel'hai sicuramente un po' incartata, perché non hanno avuto la libertà di fare quello che volevano. Quindi, paradossalmente, ti potrei dire, lo dicevo agli amici su Telegram, Conte gliel'ha incartata a Fabregas. Però tu sei il Napoli e devi partire con l'idea di vincere, questo non c'è dubbio. Allora, mister Lancilunghi ha un po' stancato, soprattutto se non si va sulle seconde palle, e Conte urlava e non c'è velocità. Ora, e Conte urlava alle seconde palle? Ti chiedo a te, perché ovviamente non so. Ci sono alcune cose che devo riascoltare anche, che mi hanno segnalato. Sì, te l'ho detto, secondo me c'è stata la mancanza di Gilmour e un pochino di mancanza di coraggio, di prenderti dei rischi contro la squadra che fa del pressing anche loro la loro arma migliore. Non è che lo 0-0 non diverte, è che la Roma potrebbe superarci di 2 punti, questo è senza dubbio, ma la classifica quella sarà corta ancora per parecchio secondo me, perché stiamo tutte là e nessuna si è... Cioè, noi abbiamo vinto 7 partite, perse 2. Questo è il primo pareggio. Eppure non dico che l'avevamo previsto, perché è noioso dire, ve l'avevo detto che nel video di presentazione il giorno dopo, cioè oggi, il video che vi ho lanciato oggi con la simulazione, nella simulazione vinco perché riesco a lanciare Højlund nella profondità. Però a voce vi dico, potrebbe tranquillamente uscire un pareggio. Il Napoli non ha finora pareggiato, il Como è una squadra forte, ci sta tutta. E mi ha dato l'impressione, visto che anche il Como perdesse, che perdeva un po' di tempo nel far ripartire l'azione, chi è? Biagio, benvenuto Biagio, che anche a loro potesse star bene, e vista lo stato di forma generale del Napoli, considerate tutti gli impegni ravvicinati, forse ci è andata bene anche a noi, mentalmente dico. Se poi l'Inter dovesse perdere col Como, in caso siamo più soddisfatti senza dubbio. Non abbiamo un gioco, i giocatori non sanno mai cosa fare, questo è molto semplicistico dire non abbiamo un gioco. Che significa non avere un gioco? Ce l'hai il gioco, è il gioco che ad ogni analisi tattica io mi metto là e spiego con grande passione e così. Dire non abbiamo un gioco perché una partita finisce 0-0 non è da mia community, Mario, mi dispiace, non è così. Poi si può approfondire nello specifico, devi creare meglio delle cose sulle catene, devi sicuramente fare più movimenti senza palla, senza dubbio, ma poi devi anche dare ai giocatori un po' di responsabilità. Il gioco ce l'hai, il gioco si vede, io lo vedo quello che si può fare e che non si fa. Si può chiedere di più? Sicuramente. Non abbiamo un gioco, non è un commento che mi aiuta a parlare di calcio, onestamente. Rispetto le opinioni di tutti, ma dire che gli infortuni sono casuali o non anormali per me è negare la realtà a tutti i costi. Como forte, ma perdi tempo e supponente. Te l'ho detto, Antonio, io posso accettare che siamo la squadra più sfigata del pianeta, può capitare, la dobbiamo tenere presente come possibilità, però
mi faccio le domande quando avviene per giocatori che non sono all'apice dello sforzo dopo averle giocate tutte. Se comincia a succedere a giocatori che sono dei panchinari, che adesso stanno arrivando a giocarle un pochino con più continuità, io mi devo fare delle domande non tanto sulla gestione degli 11 e sulle turnazioni, ma sulla gestione degli allenamenti. È una domanda che mi faccio, non ho la risposta, però è una domanda che mi faccio, perché l'anno di Garcia, subito tutta Napoli, Rongoni, è lui, datela a Rongoni, dategliela all'unto, è subito individuato così. Invece Conte, avendo tutto un pregresso e tutta una credibilità, a Conte non si è chiesto niente, non si fa la domanda nello specifico, e invece lesa maestà, non è detto che non si possa sbagliare anche se sono dei grandissimi professionisti, magari hai fatto un calcolo sbagliato e hai portato... ripetiamo che c'è anche il doppio impegno da tenere presente, quindi stai lavorando anche per questi carichi da gestire. Siamo a inizio stagione, più o meno siamo a un quarto di stagione, devi reggere tutto il campionato, perché poi quando è che si farà più pesante? Si farà pesante a marzo, quindi è una gestione su cui bisogna farsi le due domande, senza alcun dubbio. Conte urlava di andare sulle seconde palle, allora vedi e allora vuol dire che questa pure l'abbiamo indovinata, nel senso che se tu l'hai preparata così non puoi poi rimanere basso, le devi aggredire, e là sta ai giocatori, vincere un duello. Højlund qualche duello in più magari alto l'avrebbe potuto vincere. Posso andare a dare un'occhiata ai numeri per quanto riguarda i duelli, per quanto riguarda Højlund, duelli a terra vinti 3 su 5, duelli aerei vinti 1 su 8. E là ti doveva dare una mano un McTominay, una chissà a salire. Secondo me c'è stato un po' il rispetto per il Como è sfociato un pochino, secondo me, in paura. Ho goduto per quel cambio di gioco di Politano verso Neres nel primo tempo. Ci ha provato, mi pare, anche Spina a un certo punto. I cambi di gioco sono quelle cose che almeno nel videogioco ti salva, perché poi sono calibrati sempre perfettamente. Mi rendo conto che non sia così facile farlo dal vivo, però sì, per quanto riguarda Politano, alla fine lui crea forse il tiro più pericoloso che Putez para, però non mi basta, perché mi è sembrato veramente esausto mi è sembrato esausto un po' tutta la partita, mi è sembrato un po' stanco. Però intorno al 60° basta, nel senso che non ti stava dando una grande mano, perché se tu dici quello mi sta dando talmente una mano enorme a Di Lorenzo, che Diao è annullato, che Vaglia non riesce a sovrapporsi, e allora io lo devo usare, se non sta funzionando nemmeno quello, e allora me lo sentirete dire in reaction, a quel punto giocati Lang, sposta Neres a destra dove sappiamo essere un pochino più pericoloso di solito, e giocati Lang dall'altra parte. In qualche modo faranno anche loro la fase difensiva, non sarà la loro specialità, ma io mi spiego questa cosa qua semplicemente perché se non hai poi tu il pallone, accusi e lasci il pallino al Como, accusi la loro iniziativa con Lang e Neres. Se invece hai intenzione di tenere tu il pallone un po' di più, Lang e Neres, e a quel punto li metti in difficoltà i vari Diao, Vaglie, Smolcic e Adai, perché se tieni la palla tu, ecco, magari la famosa mi ha rubato la idea, se tieni la palla tu è chiaro che metti loro nelle condizioni di Lorenzo dove lo vai a prendere a centrocampo se fai i movimenti giusti. Gli abbiamo lasciato un pochino troppo l'iniziativa, però me l'aspettavo. Kostic niente di meno, mamma mia, subitissimo. Fatemi vedere, perché c'era stato un po' di... al secondo minuto, proprio niente, proprio così si comincia. Fatemi vedere la formazione, ero curioso perché Ildiz fuori e Kelly fuori. Vedo un Vlahovic Openda. Vedo che hanno cambiato su SofaScore, comunque la mettono a 3 con Kalulu, Gatti, ma come Cop Miners a difesa. Kostic veramente ha messo Cop Miners a difesa? O sto leggendo? No, forse sarà Gatti, Kalulu centrale, Cambiaso e Kostic. Probabilmente. Turam, Locatelli, Cop Miners. Vediamo se Cop Miners è più difensore che altro.
3-5-2, infatti potrebbe essere 3-5-2, ma chi sono poi i tre? Cioè, se veramente Cop Miners in difesa, vediamo come va a finire. C'è McKenny per fare gli inserimenti. Vabbè, pensiamo a noi, poi ne ci ragioneremo. Allora, Fabregas ha messo le palle in testa a Conte. Altri 2 affaticamenti muscolari. Quindi è confermato il fatto di Spinazzola. Detto questo, in queste condizioni in punto non è da buttare. Coppa in difesa. D'altra parte, Spalletti l'aveva detto, non ne avesse parlato, però è interessante perché si parla sempre di tattica, eccetera, eccetera. Lui in conferenza lo dice per me è un mediano mezzala, Cop Miners, e addirittura lui dice io gli avevo telefonato personalmente per farlo venire a Napoli, ma non ce lo potevamo permettere, all'epoca non tenevamo abbastanza sigari, evidentemente. Locatelli centrale di difesa? No, spiegatemi allora. Cop Miners difensore centrale a sinistra, braccetto di sinistra. Se Locatelli centrale di difesa vuol dire che Gatti e Calulu come stanno messi? Spiegatemi bene, guardatela bene e spiegatemi. Spalletti tutta la vita con 4-3, ma purisco questa difesa a 3 che è l'anticalcio. Al di là del fatto che sappiamo che con la difesa a 3 puoi fare calcio, vedi l'Inter di Inzaghi, vedi l'Inter di Chico, eccetera, eccetera. Non mi piace come discorso, è un discorso troppo banale. Spalletti ha spiegato che avrebbe cominciato con le certezze perché non c'è tempo di dare una nuova impronta a una squadra che ha appena pigliato e poi probabilmente con il tempo a disposizione metterà del suo. Ma Spalletti ha fatto la stessa cosa che fece quando subentrò a Gattuso con noi. Non prese a distruggere tutto quello che Gattuso out, tutto male. No, disse Gattuso ha fatto delle cose buone, da lì si riparte facendo i complimenti al suo predecessore, uguale proprio lo ha fatto con Tudor. No, Tudor bravo, tutto questo, e da lì ci voglio mettere del mio. Su questo il suo approccio lo conosciamo bene, non ci sorprende. Bravi, forti, ma parlavano ai fili d'erba. Non ho capito che cosa si intende. Murmac, spiegami bene. Mi parli di fili d'erba, mi viene in mente che anche il terreno di gioco non mi è sembrato abbastanza in condizioni pietose. Forse è un'impressione dalla TV. Se qualcuno è stato allo stadio me lo può far sapere. Nel sempre che stavano sempre a te. Sì, questo sì è stato insopportabile sotto questo punto di vista. Anticalcio perché senza ali non si dribbla, non c'è qualità e in Europa facciamo ridere, ma non ce le abbiamo le ali. Questo poi è un altro discorso. Tu puoi anche farle dribblare i quinti, li puoi far dribblare così, però la Juventus ce l'ha poi con Seisao e Ildiz quando tornerà. Quindi manca con Seisao a giocare, ma io col fantacalcio come faccio che non mi gioca nessuno? Vabbè. Comunque sì, non dribblano, se non hai quelle caratteristiche è chiaro che devi giocare in un altro modo. Dirò solo una cosa, i giocatori del Como disonesti hanno finto falli tutta la partita e Savic sarà un eroe perché pare rigori, ma li procura e stasera ha passato una palla all'avversario, senza dubbio. Santa Carbone è proprio quello con cui ho iniziato la live, penso parla del Como, dice ok sono bravi ma sempre a terra, sì era chiaro così. Allora voi sì, datemi spunti anche se state guardando la partita, ma cerchiamo di vedere anche le cose nostre. Posso dire, io ho visto finalmente solidità difensiva e viva Amir, il ritorno di Rachmani è importante sicuramente perché poi Juan Jesus ha giocato benissimo, però insistere poi in una situazione di adattato mancino che gioca a destra, qualche sbavatura te la poteva concedere e non mi sembrava il caso. Marianucci deve fare il suo percorso, è inutile che pensiamo, ma tanto è vero che l'hai messo dentro col Milan e risulta poi lui. Pulisic fa una grande cosa, io non darei nemmeno tante colpe a Marianucci, però là è chiaro che magari con un po' di esperienza l'avresti potuta gestire diversamente.
No, e figurati, adesso entrerete tutti alla spicciolata, è anche un orario strano perché stiamo a metà, molti probabilmente verranno dopo la partita della Juventus, posso immaginare che ci sia curiosità, ma io dopo devo fare anche il marito e quindi non posso permettermi di andare live per tutta la vita troppo tardi. Finalmente dopo tante partite due centrali titolari, ottimo il secondo clean sheet. 5 minuti e già vincono. Vi state ingrippando assai per la Juventus. Parliamo delle cose nostre. È vero che potrebbero anticiparsi i tempi di rientro di Lukaku. Luigi, lo abbiamo rivisto in tribuna. Vediamo. Io credo che comunque ci vorrà del tempo, non si potrà forzare. Adesso lui deve fare tutto un percorso probabilmente personalizzato, quindi è bene che sia rientrato in gruppo, non vedo l'ora che possa rientrare anche Kevin. Noi mo ci siamo dimenticati che stiamo giocando anche senza, oltre che senza Lukaku, senza De Bruyne, senza adesso Lobotka che è rientrato, quindi rivedremo un pochino degli automatismi che ovviamente non è facile vedere in questa squadra perché sono dei punti di forza, dei punti chiave che se li vai a togliere si fa di necessità virtù, ma non sono purtroppo all'altezza dei titolari. Gli altri che si arrabattano, che provano, che devono essere utilizzati anche per farli rifiatare e per crescere, perché poi questi qua hanno la loro età e prima o poi andranno sostituiti. Però essere arrivati a mantenere la testa della classifica finora con tutte queste defezioni, colpa nostra o colpa della sfortuna, non è poco, onestamente. Onestamente, partita da vincere senza se e senza ma. Mi piacerebbe vedere Lukaku e Højlund insieme, uno che fa sponda e l'altro che si butta dentro. Potrebbe essere una cosa, però credo sia difficile che Conte metta la doppia punta, perché poi vai a togliere un giocatore. Chi togli per aggiungere la doppia punta? Qualcosa poi si scopre dall'altra parte. Certo, in situazioni in cui magari devi recuperare una partita in un secondo tempo si può pensare. Ad oggi è chiaro che li alterni perché non puoi pensare di averli entrambi in campo rischiando poi di perderli e te resti con solo uno. Quando sarà rientrato anche Lukaku, te li puoi giocare due insieme perché poi c'hai Lucca in panchina ed eventualmente anche Ambrosino. Però credo mai dall'inizio. Sì, ci arrivo ai vocali, calmati Fabio, calmati. Forza Napoli dal Belgio. Pietro ti saluto, tu salutami Kevin che è tornato in Belgio. Stiamo giocando senza il problema dei Bruyne ed è un problema, la gente non ci pensa. Allora, domanda sull'arbitro, ti dirò, su certe cose mi sono divertito a fare la solita pantomima piccionesca, eccetera, eccetera, perché è impossibile pensare che un arbitro ti soddisfi al 100% quando gioca la tua squadra, ma secondo me Zufferli è bravo. lo dico, qui lo dico e qui lo nego. Mi sembra che abbia personalità, anche la fisicità per essere un arbitro. Ricordate Collina, quelli meno giovani di voi magari se lo ricorderanno, cioè si impone anche vicino a dei giocatori. Gli arbitri piccolini sì, possono avere, però avere un impatto anche fisico, proprio visivo con i giocatori è importante. Secondo me c'ha una buona personalità, qualcosa se la può perdere anche lui sicuramente, ma mi sembra uno dei meno peggio. Lasciatemi dire così. Poi domani fa una vaccata anche lui e diranno che. Però nel frattempo io ho sentito esaltare i vari Colombo, i vari Sozza che invece non mi hanno fatto questa grande impressione. Zuffolli è uno di quelli che forse quelle poche volte l'ho visto arbitrare mi sono sentito meno in pericolo di follie. La dico così. Olindo ha fatto la stessa partita che ultimamente ha fatto Lucca, ma è davvero colpa loro? Allora, se parliamo di il controllo di palla, che ti arriva il pallone, la palla ti sbatte sullo stinco, è colpa loro, perché sono assolutamente giocate che tecnicamente tu devi mettere a posto, eccetera, eccetera. Højlund ha fatto una partita oggi solamente di grande sacrificio, a rincorrere gli avversari, molto dispendiosa, perché chi si è visto poi l'anticipazione, il piano gara,
vi avevo accennato che forse Højlund sarebbe stato in mezzo ai due centrali a cercare di indirizzare il pressing e indirizzare il primo possesso del Como, ma si poteva trovare in mezzo a due, e così è stato. Si è trovato anche in mezzo ai terzini, cioè tra centrale e terzino, e quindi ha fatto una partita di grande sacrificio. Non era lucidissimo poi dopo nel momento in cui doveva fare la stoccata finale o magari un dribbling finale. Un paio di volte ci ha provato, anche lui è in rientro, quindi non mi aspettavo una partita brillantissima di grande potere fisico, strapotere fisico, però piano piano deve recuperare anche lui. Sono molto diversi come caratteristiche, quindi Højlund ti dà la possibilità di mandarlo nello spazio, Lucca no, Lucca gli devi giocare addosso e deve fare di più. Ecco, se Højlund fa meno quel lavoro là, almeno c'hai un'altra possibilità. Se Lucca la giocata addosso non la porta a termine, e diventa difficile. L'unico modo è servirlo con un grande cross, e noi di cross ne facciamo tanti, ma non sono ottimi, non sono belli tesi, molto spesso sono morbidi, vanno nel secondo palo dove non c'è nessuno, e quindi poca roba. Con il Como bisogna aggredire, altrimenti sul palleggio e la velocità ti fanno male, e siamo d'accordo. Veramente da antisportivi che hanno fatto partite uguali, ha anche corso tanto in difesa a prendersi palle e falli. Stai parlando di Højlund, immagino. Possiamo dire che è mancata un po' la lucidità nell'ultimo passaggio che avrebbe dato The King Kevin. Angela sì, cioè mo facciamo finta che Kevin, vogliamo far finta che era un problema per il Napoli, eccetera eccetera. Anche la capacità di dare un ritmo a una partita. Ora il Napoli oggi, possesso palla finale, fatemi vedere per non dirvi cose sbagliate, formazioni, statistiche, 45%, 55% loro, quindi un pochino ne abbiamo migliorato. Nel secondo tempo è stato quasi pari, 47 e 53. Però ho avuto l'impressione che il Como avesse molto di più il pallino del gioco, e che quando arrivassero loro alla tre quarti fossero più pericolosi di noi. C'è stata l'impressione che noi appena potevamo tiriamo, perché non reggiamo a fare un'azione insistita. Tant'è vero che ci sono stati tiri da fuori parecchi. Per me uno come Kevin De Bruyne manca, e mancherà sempre, e mancherà per sempre. Poi si può vincere anche senza Kevin De Bruyne le partite, si può far meglio sicuramente. Neres non supera mai l'avversario, Lang invece nemmeno ci prova, passandola sempre dietro. Neres non supera mai l'avversario. Calma, non è così. Non aveva quello spunto sicuramente, un paio di volte ci è riuscito. Fammi vedere qua i dribbling, perché poi i numeri parlano chiaro. Sicuramente io ti posso dire, a sinistra a me mi soddisfa molto meno. L'ultima partita che aveva fatto mi era sembrato molto meglio. Duelli a terra vinti, che poi i duelli sono diversi dai dribbling. Vediamo se ci sono i dribbling, non li vedo. Se consideriamo i dribbling duelli a terra vinti, 2 su 9 li ha vinti, quindi mai non è vero. Però possesso perso 16, secondo me è un numero abbastanza logico. Tiri bloccati, intercettati, contrasti 0, dribbling subiti. Neres doveva fare ovviamente molto di più. Politano fondamentalmente, se vado a vedere i numeri di Politano, duelli a terra vinti 5 su 10. Cioè, io capisco che non si sopporta, e che pure mi dava pure a me l'impressione che era così, però poi i numeri parlano che Politano è stato meglio di Neres. Capite che vado in difficoltà? Cross precisi 2 su 3, quindi 2 su 3 dei cross di Politano sono andati a servizio. Passaggi precisi 67% è poco. Rinvii difensivi, tiri bloccati, e gran parte dell'XG viene da lui, perché poi quel tiro poi parato è così. Su Di Lorenzo horror, posso pure guardare le cose che non ha fatto, eccetera eccetera. Ha 26 su 12 di duelli, però più volte l'abbiamo visto a terra, poi diventa più pericoloso quando capita al terzino. Allora, questa è una notizia
Spinazzola, problemi al pube. E il pube è un pilota, piazzista volante. Mo' i problemi al pub che significa? La pubalgia, cioè perché poi ce lo devono spiegare anche bene. Significa affaticamento, significa che hai pigliato una botta, significa che non ce la fai, che ti devi andare a riposare. Che cosa significa? Vorrei capire. Conte ha detto partita bella da vedere. Secondo me intendeva la simulazione di iFootball. Allora, andiamo anche ai vocali. Io se mi sposto... No, non mi devo spostare qua, mi devo spostare da quest'altra parte con i vocali per sentire anche un pochino come l'hanno vista gli amici bellini di Telegram. Mi hanno detto di ricordare sempre che se vi abbonate io vi posso aggiungere al gruppo Telegram, perché non lo dico spesso. Mi dispiace dirlo perché mi sembra così, però vediamo un pochino. Allora, Francesco. Ciao Vale, innanzitutto vorrei ringraziare il Como perché se non fosse stato per loro sarebbe stato davvero molto difficile vedere oggi la partita. Sta andando anche oltre quelle che erano le mie aspettative, che erano già abbastanza alte. Uomo partita Vania Milinkovic-Savic e secondo me arbitraggio di alto livello oggi, cioè non sono ironico. Zufferli mi è piaciuto, è quasi perfetto possiamo dire. Parto Sì, subito con le cose positive. ci sta, Francesco, sono d'accordo, alla fine hai anticipato, perché lo so che questi messaggi li avete mandati più o meno un'ora fa, perché ovviamente finisce la partita e subito si mandano i vocali e qualche argomento finisce per risultare doppio, perché magari l'ho già detto. C'è Polly, su con i like, forza, subito i like. Rachmani, Gutierrez è un Elmas gigantesco. Poi faccio il disco rotto perché va aiutato Conte con i cambi perché ha rotto il cazzo. Tenere Politano in campo 80 minuti da ammonito, sono lì, non posso dire niente perché i cambi non li abbiamo. Però vedere Di Lorenzo e Politano mi fanno solo pensare che lui è un grandissimo ipocrita quando fa tutte quelle dichiarazioni sul fatto che non guarda in faccia nessuno. Non ci capisce un cazzo. Non ci capisce veramente un cazzo con i cambi, serve qualcuno che lo aiuta a leggere la partita, quello che sta succedendo in campo, perché non ci credo che un allenatore non si rende conto che la fascia destra ci sta penalizzando. La fascia destra ci sta costando le partite. Non è possibile, non Ma metti a Mazzocchi, aspetti, ci faccio sta finire. capendo veramente niente. Non voglio parlare degli infortuni perché là non si può sapere lo staff medico, se è lui che li fa allenare troppo, non lo so. Ma sui cambi Antonio Conte ha rotto il cazzo. Non è possibile. Allora Massimo, io ti ascolto sempre, devi calmare però un pochino i toni perché questa non è la community per parlare così. Io ogni tanto a me mi può uscire una cosa in reaction e mi esce una cosa, però vi chiedo a tutti di abbassare i toni perché altrimenti io ho fatto tanto e ho perso tantissimi iscritti per mantenere un livello alto. Ti prego anche con le parole e la tua idea verrà sempre rispettata, però alziamolo il livello perché altrimenti così non mi diventa piacevole continuare a fare la live e lo sai che ci ascoltano in tanti e da parecchie parti. Non mi sembra il caso. Andiamo avanti. Perché mi dispiace, poi va a finire che non ti rispondo perché diventa sgradevole. Di Lorenzo sta in difficoltà? Sì, sta in grandissima difficoltà. Mettere Mazzocchi al posto di Lorenzo ti sembra una soluzione? Se ti sembra una soluzione, va bene, io sono d'accordo che giochi Di Lorenzo al posto di Mazzocchi. Anche se non sta in grandissima forma, perché so che se Mazzocchi poi fa quello che fa, Conte out, come ti sei permesso di mettere a Mazzocchi. Quindi sotto questo punto di vista non c'è niente da dirti. Per quanto riguarda Politano, sono con te, anche io l'avrei tolto prima, addirittura io l'avrei tolto prima dell'occasione che lui ha avuto sul suo sinistro, che è stata l'occasione più pericolosa per il Napoli. Quindi l'avrei tolto perché l'ho visto stanco, perché l'ho visto in grande difficoltà e non l'ho visto nemmeno dare una grande mano in difesa. Neres a destra e Spinazzola pure affaticato. L'unica è mettere Neres a destra al posto di Politano e inserire Lang un poco prima. Si può chiedere? Sì. Con dei termini un pochino meglio? Sì. Quindi salto pure questo e andiamo a un altro. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Io voglio innanzitutto facciamo i complimenti dove ci sono da fare i complimenti al Como, perché è giusto farli, giocano bene, tanti scambi, movimenti senza palla. Caccherè per noi oggi tra le linee imprendibile, è stato forse una delle armi in più della squadra di Fabregas.
Però permettetemi di dire che in Italia ci saltiamo veramente per poco. Voglio aprire questa parentesi perché sono una buona squadra, fanno bella fase di palleggio, buon pressing, però se questo è calcio spettacolo, io non ho visto calcio spettacolo, anzi, permettetemi il termine quasi cattivo, mi fa quasi schifo vedere una squadra che ad ogni occasione si butta per terra per tocchi inesistenti o veramente minimi, tanto simulatori, molto spagnoleggianti, possiamo permetterci di dire. Noi comunque ci abbiamo messo del nostro, poca roba, ci vedo molto scarichi, la punta è Politano che non era né davanti né dietro, è veramente tanto scarico. Speriamo bene per Francoforte perché in casa, perché l'intensità si alza ed è della Champions. Forza Napoli sempre. Assolutamente. Io non credo che il Napoli abbia fatto un ragionamento di risparmiare un po' le forze, non credo. Però magari inconsciamente, se il piano gara è stato quello di partire forti, poi controllarli un pochino e lasciare a loro un po' di più il pallino del gioco, probabilmente ci sarà stato un retropensiero anche su quello, nel senso che non è solo una partita di Champions, è la partita di Champions che viene dopo il 6-2 e a livello internazionale, per quelli che magari, io ve l'ho detto a inizio stagione, per Conte sarà molto importante questa stagione di Champions perché non ha una grande reputazione in Europa e credo che gli abbia fatto molto male quel risultato e credo che abbia una voglia matta di lasciarselo alle spalle con una grande prestazione e con una vittoria. Quindi non credo che gli abbia detto mantenetevi la palla, eccetera, eccetera. Però con un piano gara messo in un certo modo, forse il messaggio potrebbe essere, stiamo parlando veramente per ipotesi, però secondo me un retropensiero dietro la testa di tutti, Conte in primis, anche l'arrivo di un'altra partita di Champions, secondo me ha inciso, ecco, ha inciso. Flavio, al di là del pellegrinaggio a Lourdes, che ormai penso sia da fare il prima possibile, immagino gli infortuni, ma forse una riguardata al tipo di preparazione andrebbe fatta, ogni turno ne perdi uno. Senza dubbio Flavio, immagino che tu sia arrivato adesso perché è stata una delle cose che abbiamo detto a inizio della live. Caro Valerio, buonasera, buonasera. Ne avrai da controllare, eh? Ne avrai da guardare sulla tattica. Comunque, buonasera Sei arrivato a 2 minuti, Pino, ti devo mettere a 2 per. a tutti. Bella partita. Per me è una bella partita, un pareggio giusto tra due squadre molto belle, dinamiche. Una squadra, uno degli attacchi più belli e giovani della Serie A contro una delle squadre più brave a partire in contropiede, vogliamo dirlo? Ok, bellissima partita per me. No, noi non siamo una delle migliori squadre a partire in contropiede. Qua ti devo fermare subito perché il Napoli ci è riuscito 2 volte. Ci è riuscito con l'Inter e ci è riuscito una volta in Champions con De Bruyne a servire Højlund. Non è la nostra specialità. Il Napoli ha sempre vissuto di azioni manovrate che non vengono viste perché sa da dicere sempre che Conte è il difensivista che gioca sempre in contropiede. Non è la nostra specialità. Un pareggio giusto, un punta a testa. C'è da dire che altre grandi squadre hanno preso schiaffi dal Como e noi siamo riusciti a portarla a casa con un pareggio. Vabbè, Milinkovic Savic che lo dico fare, va bene così. Cosa vi volevo dire di bello? Allora, di bello c'è che combinazione rientra Rachmani e noi non prendiamo gol. Come mai? Strano, molto strano. E questo è un punto. C'è rientro di Lobotka, sono felice finalmente di vedere Lobotka che è rientrato. Li avremo entrambi, il Napoli cambierà da così a cosà. Altra cosa molto divertente, Gutierrez è entrato, ha praticamente mandato al manicomio a Dai. A un certo punto lui, al terzo quarto intervento che è andato a passare, gli ha detto Gutierrez, a Dai e fammi giocare. E niente, no, vabbè, una cavolata. No, mi è piaciuta la partita, mi è piaciuta. Una cosa la dico, poi chiudo, questo vocale che è diventato lunghetto. Non si potrebbe provare a tenere sia Lucca che Højlund nei minuti finali quando si è visto un attimino che l'altra squadra stava un attimo fiatando, no? E sarebbe stato bello, ne sponde, però Højlund è uno che conclude e Lucca è uno che va incontro al pallone. Boh, dimmi cosa ne pensate, dimmi cosa ne pensi. Ciao. Allora sì, ti ho risposto su Lukaku Højlund in realtà. Insieme Lucca e Højlund non penso si possano sostenere. Almeno che tu non fai completamente un altro tipo di gioco, cioè proprio la pallata alta su Lucca, ma con una squadra che non ti dà la profondità. Con il Como dovevi fare tutto un altro tipo di gioco. La pallata alta su Lucca con la spizzata con McTominay non credo sia nelle idee di Conte, non l'abbiamo mai fatto finora ed è difficile in questa fase della stagione, tra virgolette, improvvisare, o meglio studiare un altro modo di fare. Una cosa è aggredire le seconde palle, una cosa è aggiungere 2 punti e quindi cambiare completamente l'assetto, perché ripeto, se tieni tu la palla puoi fare quello che vuoi, se la palla la tieni un po' tu e un po' l'avversario, devi pensare a come l'avversario ti attaccherà
e giocare di conseguenza. Una delle cose che ha fatto meglio Conte l'anno scorso è giocare sugli avversari, cioè studiare i punti di forza, annullarli e contrattaccare a queste cose. Su questo a me ha dato una grandissima soddisfazione Conte, perché ogni partita c'era una cosa specifica che funzionava proprio contro quell'avversario. Adesso probabilmente si è fatto un ragionamento anche su questo, ma senza cambiare la tua identità. Si è ritornati al 4-3-3. Ma il 4-3 non doveva risolvere tutto? No. Come vedete non basta giocare 4-3 per vincere le partite, serve molto altro. Ciao Vale, ciao amici bellini. Commenti sulla partita meglio che non li faccio, sennò dovrei essere un po' troppo definitivo con Di Lorenzo, Politano e Antonio. Però volevo dire che secondo me questa partita è semplificativa di perché la Serie A non venderà mai all'estero, mai. Come diritti TV non faremo mai una lira in Italia, tanto meno all'estero. 800 interruzioni, 800... Sembrava di giocare contro il quadrato tripio team. E male, gioco spezzettato, bruttissima partita. E complimenti al Como, in questo modo riuscirete a sembrare l'Hellas Verona di Juric. Ah, Figuratevi i commentai. Ciao. vabbè, allora Vale, adesso no, ho capito, sì, anche a me la partita spezzettata non piace, però come ho detto all'inizio mi è piaciuta perché tatticamente c'erano tanti spunti da studiare. In questo caso veramente, cioè, accetto che voi abbiate magari sofferto e visto una partita insoddisfacente. Io, perché tengo sta cosa di fare l'analisi tattica del pallone, l'ho guardato proprio. Tant'è vero che quando arriva il rigore io stavo guardando tutt'altro, stavo pensando perché Neres sta più avanti di McTominay nella prima pressione, stavo cercando di capire quanto Gilmour seguisse Perrone fino a un certo punto. Buongiorno che seguiva Nico Paz ovunque, e quello ti può scompaginare perché Nico Paz se ne va anche da un'altra parte, di conseguenza ti porta fuori un centrale, ti deve dare una mano anche un Anghissà. Ecco perché è molto interessante la partita, questo 0-0 che va rivisto veramente con la carta e penna, è rivisto così, però ovviamente a voi che ve ne fotte, volete vedere il Napoli vince, e mi rendo conto. Ciao amici, poi vi recupero che non vi riesco a seguire. Io la partita l'ho vista, ma non so se il Napoli l'ha giocata, perché a tratti c'era proprio la sensazione di aver rinunciato a qualsiasi tipo di produzione offensiva. Poi lascia stare che a tratti il Como ci ha messo un po' in difficoltà in costruzione, perché erano messi bene in campo quando hanno deciso di giocare, perché a tratti ho visto anche 11 Gimenez per terra. Però proprio rinunciatari, perché secondo me la possibilità di fargli male c'era, perché loro andavano altissimi con i terzini, sia con Baie che con Smolcic, e se eri leggermente più preciso in un paio di transizioni offensive ce la potevi fare a creare qualcosa. Detto questo, poi oltre al rigore io altre parate di Milinkovic così a braccio non me le ricordo, quindi secondo me si poteva fare decisamente qualcosina in più. Tra l'altro chiudo, se questa partita l'avesse fatta Lucca, la stessa partita che ha fatto Højlund, non so se avremmo reagito nella stessa maniera. Mi sa che a un certo punto me lo sentirai dire in reaction che Højlund ha fatto una luccata. Ci sono state un paio di volte dove non è riuscito a bloccare il pallone, giustamente dice qua male Lucca, e fa parte alla chiosa. E poi perdonami Vale, ma la fascia destra sta diventando un tema troppo importante, perché per me anche oggi Di Lorenzo e Politano hanno fatto una partita a mio modo di vedere terrificante ancora una volta, e si deve trovare una soluzione, perché veramente così non se ne può più. Me la dovete dare voi, perché io non la trovo. Per me l'unica soluzione poteva essere Spinazzola a destra, e si può fare pure tutta la fascia, e quindi con Spinazzola che spinge anche, Neres si può accentrare, e hai tolto Politano e Di Lorenzo. Se è morto pure Spinazzola, io con Mazzocchi non me la sento onestamente. non posso proprio seguirvi. O rientra un Di Lorenzo in una forma accettabile, altrimenti devi aspettare gennaio e ti vai a prendere Quanlu o ti vai a prendere qualcun altro, perché io un'altra soluzione onestamente non la trovo. E non ditemi giocare a 3, perché non risolvi niente, perché giochi a 3, sposti Rachmani, braccetto di destra, e comunque devi tenere o Politano o Di Lorenzo che sa da fare tutta la fascia. Non potete chiedere a Neres di farsi tutta la fascia da esterno alla Dumfries, purtroppo
non si può fare. Devono rientrare, devono prendere una forma migliore, perché mi rendo conto che così non ce la facciamo. Ciao Valerio, buonasera amici bellini. Buonasera. Ferrara parla di una grandissima partita del Como contro una squadra che ha lo scudetto sul petto. Io sto fatto dello scudetto sul petto, non lo so, lo voglio un attimo mettere da parte perché sì, hai vinto lo scudetto l'anno scorso, ma questo non è che ti fa vincere automaticamente anche lo scudetto successivo. Devi giocare a pallone. Se Fabregas o Allegri o altri ti incartano, devi avere il piano B durante la partita per sbloccarla in qualsiasi modo e poi per cercare di portare i 3 punti a casa, perché queste partite vanno vinte andata e ritorno. Tu hai perso contro il Torino, almeno in casa devi vincerle tutte se vuoi arrivare in Champions, altrimenti sarà un anno, non dico come il 10° posto, ma anonimo del Napoli, perché adesso hai perso 3 punti col Torino e vabbè, come dicono gli altri, ma a me hai perso 2 punti stasera col Como, perché in casa le devi vincere È in tutte, che casa, si chiami certo. Inter, Milan, Bayern Monaco, Barcellona, al Madrid, va. non mi interessa. In casa le devi vincere tutte, poi fuori casa si vede. Stiamo sempre là, gli scontri diretti sono 4, 5 al massimo, il resto le devi vincere tutte. Se vuoi andare in Champions, No, ho capito, ma con Bayern di Monaco, Barcellona, eccetera, eccetera, stiamo di nuovo rischiando di sopravvalutare quelle che sono le possibilità di questa squadra. Se voi siete convinti che dobbiamo vincere contro il Real Madrid, contro tutte le cose, solo perché stiamo in casa, fammi capire quale dovrebbe essere il vantaggio di stare in casa, quando c'è uno stadio che bene o male è silente, che non crea nessun tipo di pressione agli avversari, che al massimo alcune squadre si possono chiudere un po' di più. Quale dovrebbe essere questo vantaggio? Che non hai viaggiato, questo potrebbe essere il vantaggio. Non teniamo nemmeno il terreno di gioco fantastico, perché non mi è sembrato un terreno di gioco in grandissime condizioni. Tutta questa voglia la voglia è normale di vincere tutte le partite, ma la possibilità di vincere tutte le partite con gli squadroni mi sembra esageratissima. Io capisco quello che dici, il piano B, ma io l'ho vista completamente al contrario. Cioè non ho visto che Fabregas ti ha incartato, perché la partita la stavano facendo loro. Poi risulterà che ci siamo divisi il possesso palla, quello che vuoi, ma se vedo l'attack momentum è un po' a metà. Cioè c'è un momento in cui quello che porta poi al rigore, dove c'è più pressione del Como, poca roba del Napoli, pochi spike del Napoli e un pochino più di equilibrio nel secondo. Ma non è che noi ci siamo messi là col pallone e Fabregas ti ha incartato. Io ho visto una partita dove c'è stata un'azione tu, un'azione io, senza grandi momenti di pressione che tu dici che devo fare, eccetera eccetera. Tantissima difficoltà quando loro ti puntavano, perché hanno la capacità di farlo e tu non sei stato bravissimo a bloccargli i rifornimenti in attacco. E questo è, ma non, secondo me meglio loro, ma proprio meglio loro, ma proprio assai. Quindi ecco perché non ho capito i 2 punti persi, ma se loro nel mio punto di vista hanno giocato meglio, hanno avuto anche il rigore che gliel'hai dato tu e l'hai parato tu, ai punti io credo che ti aiuto buono, cioè cerchiamo di capirci. Poi che sia andata bene così non ti soddisfa, questo certo. Mi sto perdendo, io poi leggo i messaggi e non li leggo a voi. Io sono sempre abbastanza critico, ma devo dire che l'unico modo per contrastare il gioco del Como è essere atleticamente brillanti e veloci, con passaggi di prima e recupero palla super veloce. Il recupero palla, io quello mi aspettavo di più, non mi aspettavo grandi passaggi di prima, perché ti viene a mancare anche Gilmour. Io senza Lobotka, senza Gilmour, adattando Elmas al regista, secondo me più di così era veramente difficile chiedere al Napoli. E dal recupero palla super veloce mi aspettavo qualcosa in più, che il Napoli comincia a fare all'inizio e non continua a fare. Secondo me è lì che siamo venuti meno. Secondo me quella è la domanda da fare a Conte. Perché non abbiamo continuato a fare un pochino di più di uomo su uomo, che il Como poteva subire un pochino di più questa pressione nostra? Non ce la fai fisicamente, hai paura di farli rompere tutti e 11, stai pensando anche alla Champions. Queste potrebbero essere delle domande e delle risposte che ci possiamo dare tra di noi, ma ci saranno anche le parole di Conte e adesso le sentiamo. Phoenix. Io ho una sola e unica domanda. Buonasera amici bellini, buonasera a tutti. Qualcuno che chiede a Conte di come mai tutti questi infortuni? Sono d'accordo.
Cioè, oggi anche Gilmour, ragazzi. Spinazzola, vabbè, Spinazzola te l'aspetti. Però sta diventando veramente ogni partita ne perdi due. Assurdo, ragazzi, è assurdo. C'è qualcosa che non va, per forza. Sono d'accordo che qualcuno glielo chieda con grande calma, con grande rispetto, senza farlo andare in freva, ma adesso vediamo se dalle sue parole lui è contento e convinto, eccetera, eccetera, perché poi se lui ha parlato di bella partita, magari terrà un pochino più di calma nel rispondere. Sono d'accordo che Elmas ha giocato benino, senza dubbio. E c'era un'altra domanda che avevo letto: da chi te l'aspettavi individualmente più recupero palla? Io mi aspettavo accoppiamenti diversi. Se lasci completamente solo Højlund là, uno delle due mezze ali io lo voglio vedere insieme a lui. È una cosa che ci hanno insegnato tutti gli allenatori che sono stati qua. Cioè, c'è Højlund, o sale Anghissà, come abbiamo visto salire su un Pavlovic per esempio, o sale un McTominay per dividersi un pochino il compito di primo pressing sul portiere. No, perché se prendi sul portiere si libera per forza uno, ma ti avvicini ai centrali in modo tale che il portiere deve per forza lanciare. Secondo me non ci si è fidati tanto di come la tenuta fisica, evidentemente non ci si è fidati. Allora ha detto, invece di aggredirli troppo forte e di scoprire quella che è la situazione dietro in difesa, aspettiamoli un attimo e vediamo, perché magari avranno avuto dei dati che loro sulle seconde palle non sono questo granché, ci devono arrivare, però col palleggio loro ci sono arrivati, quindi sotto questo punto di vista secondo me si poteva fare meglio. Allora, Riccardo. Buonasera amici bellini, pareggio che brucia un po' ma ci può stare secondo me. Il Como è una bella squadra che può mettere in difficoltà tutti, sia dal punto di vista del palleggio che dal punto di vista delle individualità, a livello tecnico e anche tattico, veramente tanta qualità. Però anche nel fare innervosire gli avversari, sia dal punto di vista del palleggio che a livello di antisportività, stavano sempre a terra, facevano falli, perdevano tempo, vabbè. Non siamo troppo catastrofisti, abbiamo comunque, penso ormai metà squadra fuori, ne recuperiamo uno, Lobotka, Rachmani, ne perdiamo altri due, vabbè, speriamo bene per Spinazzola, quindi potremmo aprire magari un discorso in più sulla gestione, come al solito, dei giocatori. Fascia destra che secondo me è da rottamare, Di Lorenzo non ha mai iniziato la stagione, Politano ormai sta a terra da 3-4 partite, ma continua imperterrito ad essere titolare. Vabbè, pareggio che ci può stare, potevamo giocare meglio, ma ci siamo impegnati contro una squadra forte e con tante defezioni. Senza dubbio, è una mia impressione che Anghissà dalla metà del secondo tempo passeggiava in campo, passeggiava non lo so, però stava un pochino fluttuante tra il dare una mano in difesa, perché poi, ripeto, io sono d'accordo con voi, quelli che stanno dicendo che Elmas ha fatto una grande partita, però non è il suo lavoro quello poi di stare là e fare anche il frangiflutti davanti alla difesa, quindi bisogna fare un po' quello e un po' quello. Partita tostissima, partita molto molto difficile. Arrivano le parole di Conte, grazie Fabio. Non ho visto la partita, quindi mi limito a dire forza Napoli, che sfortuna queste problematiche muscolari. Io poi, capito, le problematiche muscolari così, e io ti do un grandissimo abbraccio e ritorna presto con tutte le tue forze, perché ovviamente avete intuito dalla voce del nostro Peppe Di Palma che non è un momento felicissimo, ma tutto a posto, ovviamente. In recupero, come devono essere in recupero tutti i nostri. Un abbraccio gigante, Peppe. Ciao Valerio, sarò rapidissimo. Per me l'unico tema è la condizione atletica. Non è possibile vedere una squadra in queste condizioni prima di novembre, come fossero insetti di fronte a una sostanza moschicida, insomma, perché poi per il resto per me la partita è stata anche apprezzabile. Como non ha fatto niente, non è stato affatto pericoloso come ce l'hanno presentato, vuol dire che la squadra comunque tatticamente è solida, ma non riesce ad avere la forza nelle gambe di andare lì e prendersi la partita, purtroppo.
Sì, sì, mi è sembrato che si è voluto fare all'inizio, ma poi non si è continuati con la stessa forza. Buonasera a tutti ragazzi, io sfortunatamente non seguirò la live, la seguirò poi in differita. Quello che voglio sottolineare su stasera è uno, non so se essere contento, cioè contento mi tengo questo punto in casa contro la quinta in classifica, o pensare a 2 punti persi, però secondo me il Como quest'anno sarà tra virgolette diciamo la Fiorentina, forse pure quel qualcosa in più dell'anno scorso. Una cosa che voglio sottolineare, che ho già detto nei match day ai altri ragazzi, è che secondo me stasera si è capita l'importanza di Amir Rrahmani, perché a parte il calcio di rigore dove secondo me Milinkovic esce un po' male, il Napoli a livello soprattutto in area di rigore non ha concesso quasi niente, cosa che da quando mancava Rrahmani eravamo sempre un po' sia disattenti e concedevamo un pochino troppo, secondo me. Allora, a supporto di queste parole, Simone, i numeri di Rrahmani sono belli chiari. Di 5 duelli a terra vinti, di 5 duelli a terra, 4 li ha vinti. Di 6 duelli aerei fatti, 5 ne ha vinti. Quindi praticamente ne perde solo uno di tutti quelli che fanno. Ed è chiaro che ti dà più sicurezza avere Rrahmani là. Non c'è dubbio. Speriamo che questo ti possa dare, ecco, la spinta, la consapevolezza che ecco, capitemi, io non è perché voglio poi ritornare a una difesa estenuante, anzi, se abbiamo Rrahmani e Buongiorno in grande forma là dietro, puoi concederti di essere anche un pochino più aggressivo e di giocare anche un pochino più in avanti, perché ti puoi fidare che se c'è un duello da vincere, anche 1 contro 1, su 6 ne vincono 5. E quindi sotto questo punto di vista fatemi vedere anche Buongiorno a livello di duelli. Buongiorno meglio in fase di impostazione di Rrahmani, 91%, e duelli a terra vinti 1 su 1, quindi ce n'è stato solo uno, 4 duelli aerei, 2 vinti. Perché? Perché Rrahmani doveva contrastare Morata, quindi più fisicità, e Buongiorno doveva andare a seguire Nico Paz un po' in giro per il campo, quindi non facile. Capitemi, cioè il ritorno di questa difesa, che dovrebbe essere la difesa titolare, magari ti può portare a essere un pochino più coraggioso nelle prossime partite. C'è stato un momento in cui McTominay poteva passare palla a Højlund solo davanti al portiere. Ecco, se la si sfrutta quell'occasione, stiamo parlando un po' diversamente. Sì, contemporaneamente, essendo del poi, se Morata l'avesse tirato un poco meglio dall'altra parte, sarebbe stata un'altra partita, ovviamente. Col seno del poi è un'altra partita, è un altro racconto. Ecco perché io mi voglio concentrare su quello che si è fatto bene o male, perché secondo me non si è fatto benissimo in fase difensiva. Si poteva fare molto di più e ho visto il Como in qualche modo trovare sempre una soluzione per far arrivare la palla ai trequartisti, e da là io volevo qualcosa in più. Poi può essere pure che mi sto ingrippando, perché avevo un'idea, non l'ho vista in campo e quindi la devo rivedere per capire qual era l'altra idea per dare un giudizio finale. Ultima cosa voglio aggiungere veloce è che Conte secondo me stasera sui cambi, so che è difficile cambiare quando ci sono queste partite qui, però un po' di freschezza prima. Un Lang l'avrei messo prima e non l'avrei messo al posto di Neres ma al posto di Politano. Pure io uguale. Oppure se vuoi togliere a tutti i costi Neres, se Lobotka per me a 10 minuti ne può avere anche 15/20, quindi fai quel cambio che ha fatto negli ultimi proprio minuti, che ha messo Elmas sulla destra, che secondo me quel filo di freschezza in più sulla fascia e l'andavi a vincere. Per il resto Aiu finalmente quando non gioca Spinazzola gioca Gutierrez, che è giocatore di pallone. Un saluto a tutti. Sì, no, piace, Gutierrez piace, spero che abbia più minuti, magari anche dall'inizio. Sono d'accordo con te sul cambio Lang-Neres, non tanto sul minutaggio, perché entra al 73esimo, quindi siamo più o meno nella logica dei nuovi cambi, cioè gli dai 20 minuti e passa, non sono tanti, ma puoi incidere. Sono d'accordo nel metterlo a posto di Politano e di spostare Neres dall'altra parte, se vuoi veramente andare a spaventarli un pochino. Non c'è stata questa volontà. Per quanto riguarda l'ingresso di Lobotka negli ultimi minuti, là sono quasi convinto
che fosse programmata. Cioè, Lobotka è arrivato al recupero del suo infortunio, per questa partita ti facciamo entrare, se andiamo in vantaggio, la partita si sviluppa in un certo modo, un minutaggio così. Se invece la partita è ancora in grande in bilico e in grande equilibrio, solamente negli ultimi minuti per riprendere un po' di confidenza con il campo, con gli avversari che ti vengono addosso, che è diverso dall'allenamento. Secondo me era programmato così. Tant'è vero che quando esce Gilmour, Lobotka si scalda, però Conte preferisce mettere Elmas proprio perché è una partita di grande intensità. All'inizio della partita mettere Lobotka a freddo, secondo me, sarebbe stato un grande errore. Qualche minuto in più, sì, ci può stare, ma secondo me questa sostituzione qua non era per vincere la partita, ma era per far rimettere piede in campo a Lobotka. Così come Lucca nel finale al posto di Højlund non ti cambia niente. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. È stata una partita difficilissima. Santovania che ne ha parato un altro consecutivo di rigore, perché credo che se il Como fosse andato sull'1-0 non l'avremmo ripresa mai. Offensivamente andiamo troppo a folate, qualsiasi modulo sia andiamo troppo a folate. Onestamente stasera il punto me lo prendo, perché per come siamo messi ancora è un buon punto. Alla fine comunque lasciamo la Roma nella condizione di dover andare a vincere a Milano, cosa tra l'altro non semplice, perché nemmeno la Roma è così forte offensivamente ultimamente. Vedi, anche Milan-Roma è una partita potenzialmente da X, perché nessuna delle due squadre ha dimostrato di essere strapotere, tipo un Inter che tu però hai mazzoleato. L'Inter ha dimostrato di avere uno strapotere quando sta bene in campo, che è difficile per qualsiasi squadra. Il Milan ha dimostrato delle lacune, anche loro, bisogna dirlo, con grandi defezioni. La Roma ha mostrato proprio delle lacune strutturali in attacco, quindi anche là è un potenziale pareggio. E di fronte a un potenziale pareggio che ci sta sulla carta, l'idea di prenderti un punto oggi, che è un discorso quasi garziano, se non la puoi vincere, e oggi Wagyu, credetemi, la sensazione che avevo io era: non la puoi vincere questa, sono più forti loro oggi. Cioè, non saranno più forti loro per tutto il campionato, non saranno più forti loro in assoluto, ma oggi sono più forti loro. E quindi questa sensazione qua, se l'hanno avuta anche i giocatori, e a volte ho visto un pochino un linguaggio del corpo come a dire: dai, portiamola fino alla fine, perché oggi non riesco a superare l'avversario. Oggi l'avversario, quando mi punta, mi dà l'impressione che mi salta. Oggi è così. Hai parato anche quel rigore che ti sei procurato tu, perché andiamo a rivedere poi dopo da dove arriva. Secondo me è un retropensiero che capita a tutti, e Garcia veniva attaccato. Come ti permetti di dire che un pareggio, quando non puoi vincere, è meglio non perdere? E invece è una realtà del calcio, che poi per quanti punti abbiamo vinto l'anno scorso? Alla fine un punticino potrebbe essere. E per il resto niente, Amir ha fatto un'ottima partita al rientro e niente, abbiamo aggiunto altri 2 infortuni e questo è davvero preoccupante. E Massimo diceva proprio quello che diceva Giovanni, cioè un altro rigore parato, altrimenti la vedevo dura una volta in svantaggio. Sì, bene averlo parato, male averlo procurato, perché non lo so se si poteva fare meglio. Lì probabilmente bisogna tornare un po' indietro, perché l'ultima responsabilità è sicuramente di Savic. Ero convinto che ci potesse arrivare quando ho visto l'uscita, quando la telecamera si è avvicinata all'area, ho detto: qua ci può arrivare. E invece gliela tocca proprio un attimo prima. Poi veramente bisognerebbe sparire nel momento in cui Morata se la allunga così e tu non lo tocchi, la palla Morata l'ha buttata fuori, perché è un modo di fare che gli attaccanti fanno, regolarissimo, non mi sto permettendo di dire niente a Morata. Tu sposti il pallone, lo tocchi quel tanto che basta per non farlo prendere al portiere, ma non ne hai più la disponibilità. Cioè, un pallone che hai buttato fuori e poi vieni travolto perché ti dovresti mantenere. Cioè, dovresti fare una finta di andare e poi non buttarti più in scivolata. Ma se hai fatto l'uscita la devi fare fino in fondo, altrimenti vai a metà, ti fa uno scavetto e te è stata buona. Scusa Valerio, Partita bloccata tecnicamente, fortunatamente questo l'abbiamo letto. Andiamo ultimo ancora punto qua.
perché prima ho sbagliato, ho riscontrato Boccale adesso nella live, non volevo dire più forte in contropiede, ma più forte nella gestione della palla. Ah, ok. Vabbè, ho sbagliato. Però volevo Vabbè, proporre una cosina, veloce. Ma visto che ci sono tutte queste interruzioni continue del gioco, non si può parlare, non si può passare al tempo effettivo del basket. Si gioca 30 minuti in un tempo, 30 nell'altro. Quando si ferma, che pischia, il timer si ferma. Quando finisce il timer, niente recupero, niente di niente. Boh, dove sei, è finita la partita. Secondo me si taglierebbe veramente tantissimo le perdite di tempo e i giocatori sleali, specialmente Sponda Milan, perché non me la sono scordata quella partita. allora la slealtà non la risolvi. Io non lo so, forse risolvi le perdite di tempo perché dipende però se la palla è in gioco, cioè dovresti cambiare completamente, cioè la palla c'è la Butez, ok, che sta avanzando col pallone, non ce l'ha in mano, ce l'ha a terra, quella pure comunque è una perdita e stai temporeggiando, eccetera, eccetera. Che succede là col cronometro? Va avanti o non va avanti? Va avanti, comunque stai perdendo tempo, ma vai avanti. Quando è che si ferma il cronometro? Quando puoi togliere quelle perdite di tempo in un fallo laterale, in una rimessa dal fondo, e quelle magari le puoi risolvere. La slealtà, secondo me, non la risolvi perché restano a terra, si rotolano a terra, così, non solo per perdere tempo, ma anche per ingannare gli zuffolli e per cercare di, magari vedono al VAR qualcosina e scatta un'espulsione, una cosa, perché questo cercano di fare sempre. Quindi sotto questo punto di vista siamo frittissimi, perché non cambia. Anzi, ho paura per le nuove generazioni che vedo i reel dei giovani giocatori che si buttano a terra, non è successo niente, e simulano perché imitano i loro idoli che li vedono in televisione, che alluccano, che si buttano a terra e li imitano, e purtroppo se i giovani del Como, che sono i giovani talentuosi, fanno questo anche loro, c'è poca speranza, perché anche una squadra che non dovrebbe avere nemmeno grandi velleità, se arrivano sesti è tutto di guadagnato. Quindi veramente giocate a calcio, dimostrateci che a calcio siete più bravi di tutti e vi fate vedere anche dalle grandi squadre. Il problema è che probabilmente anche le grandi squadre vogliono i giocatori così smaliziati, vi piace come termine, smaliziati, cioè un po' disonesti, un po' che esagerano, diciamo. No, non vi permetterei mai di dire. Dobbiamo ammettere che davanti abbiamo poca qualità, esterni inoffensivi e pochi gol. Anche l'anno scorso abbiamo segnato poco. Facciamo spesso il solletico agli avversari, si vince con i gol, non c'è dubbio. La riflessione che si faceva era che siamo il secondo attacco del campionato, paradossalmente, ma qualcuno mi scriveva, non mi ricordo chi, se era Alessandro o Massimo in chat, che l'anno scorso avevamo comunque fatto più gol ad oggi, subendone di meno. Ci sono state un paio di goleade, cioè quella là col Cagliari se non sbaglio, però è grave, vuol dire che se noi siamo il secondo attacco e comunque segniamo poco, vuol dire che tutta la Serie A è un po' scarsa, si può dire, penso che si può dire, perché altrimenti non si spiega. Il Napoli primo in classifica e tutto questo schifo, cioè primo in classifica e l'attacco non è buono e gli esterni non sono buoni, a centrocampo muoiono tutti e in difesa facevamo i buchi, ma siamo un pochino meglio così. Per i rigori e le cose, com'è che siamo primo in classifica? Perché tutta la Serie A fa un po' così. Ciao Vale, ciao Guido, vorrei affrontare una tematica. Ah, Guido, ok, quindi se questa è la tematica ce lo teniamo per dopo, perché altrimenti il messaggio per Guido poi me lo perdo. Fammi vedere se ci sono le parole di Spalletti, le parole di Conte. Fatemi scendere, ecco qua, eccoci qua. Sì, buonasera. Che è sta musichetta? Conte, abbiamo parlato tanto dalla prospettiva Como, di come ha interpretato bene la partita, e c'è un Napoli che ha resistito anche alla qualità di questa squadra e che poi alla fine ha tenuto un altro clean sheet. Lei che interpretazione dà a questo 0-0? Ma guarda, l'interpretazione, io ho visto un pochettino la partita che si è giocata sicuramente a livelli molto alti e molto intensi, ho visto anche le statistiche alla fine,
loro possono recriminare sul rigore, però poi alla fine, nel secondo tempo, secondo me, meritavamo sicuramente qualcosa di più rispetto al Como. Poi tanti pensano che il Como, so perché si chiama Como, sia una squadra che... Cioè, oggi il Como è una realtà, lo sappiamo benissimo, quindi sta facendo grandi cose, complimenti a loro, però complimenti a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria, sotto tutti i punti di vista, nonostante le difficoltà poi anche durante la partita per l'uscita di Gilmour. Abbiamo dovuto comunque inventarci Elmas come play, lo stesso Spinazzola a fine primo tempo aveva problematiche al pub ed è entrato molto bene Miguel Gutierrez. Sicuramente due prestazioni che mi danno fiducia perché si aggiungono ai presunti titolari. La prestazione di Elmas è stata una prestazione di spessore e anche quella di Miguel. Per il resto secondo me è partita molto equilibrata, bella secondo me da vedere perché è stata giocata senza all'arma bianca, si dice, quindi noi andavamo a pressarli alti e comunque cercavamo di conquistare la palla alta, lo facevano loro anche. È stata una partita secondo me di stampo europeo, dove non c'è stata una squadra che si è seduta nella propria area ad aspettare poi di prendere il gol o comunque della ripartenza. Sono state due squadre coraggiose. Io mi porto dentro sicuramente per me è un'ottima prestazione, molto più contento oggi, tante volte che comunque altre volte abbiamo anche vinto, però sono contento. Allora, per spiegarvi questa soddisfazione di Conte, guardando un pochino i numeri totali, al di là del secondo tempo, il Napoli ha avuto una grande occasione, il secondo tempo il Como noi l'abbiamo abbastanza controllato. Grandi occasioni, una a testa, tiri totali 13 il Napoli, 14 il Como, salvataggi del portiere 2 il Napoli, 8 il Como. Io questi 8 salvataggi del portiere non ti risultano, sai perché? Perché abbiamo tirato da lontanissimo, abbiamo fatto quel tiro di McTominay da lontano, altro tiro da fuori area, alcune situazioni facili che a volte non mi scrivo nemmeno, infatti ho scritto poco, ci sono poche cose proprio da vedere. 4 calci d'angolo noi, 2 calci d'angolo loro, falli 15-16, quindi un certo equilibrio totale. Loro 100 passaggi in più di noi, ecco lì la mia insoddisfazione, cioè il Como se hanno fatto 100 passaggi in più, anche se il possesso di palla è bene o male lo stesso, vuol dire che l'hanno tenuta di più loro il pallone, ci hanno fatto girare di più a vuoto. Contrasti 24-24, 16 contro 14 calci di punizione, 3 cartellini gialli, 2 cartellini gialli. Quindi questo è l'equilibrio che poi porta Conte ad avere questa soddisfazione. Secondo me la soddisfazione è anche dei 2 ingressi. Perché ho avuto risposte da uomini veri, da squadra vera. Oggi se non eri una squadra vera sicuramente ti avrebbero creato delle difficoltà. Studio. Poco fa, mister, abbiamo visto delle belle immagini, anche un bel confronto di campo con Fabregas, che ha speso delle belle parole su di lei, però ci ha anche detto che oggi il Como doveva vincere per come ha interpretato la partita e che non ricordava, visto tante partite del Napoli, lui non ricordava una prestazione del genere contro il Napoli al Maradona. Lei immagino non sia d'accordo con quello che ci ha raccontato. No, ma sicuramente il Como ha fatto una buonissima partita, però non dimentichiamo i risultati del Como quest'anno. L'ultimo risultato aveva battuto la Juventus, quindi non stiamo parlando di una piccola, stiamo parlando di una squadra che è in netta crescita. L'anno scorso aveva perso il Maradona, poi ci ha battuto in casa loro, ma sul risultato, ecco, io se parliamo di rigore, però non ricordo assolutamente poi Bagna che ha fatto un minimo di parata, cioè non ricordo parate da parte del nostro portiere, a parte il rigore. Quindi penso tutto sommato alla fine è un risultato giusto, primo tempo, forse un po' più per loro, visto il rigore che ha parato il nostro portiere. Nel secondo tempo secondo me siamo stati molto migliori noi. Oggi l'abbiamo visto in... No, ma Aiuto c'ha ragione, nel senso che il secondo tempo io non ci ho scritto niente sul Como. Io ci ho scritto il tiro di Gutierrez alto, McTominay da fuorissimo, che tira da fuorissimo, forse quella è l'occasione in cui doveva cercare di servire Højlund, Politano il tiro parato, poi mi sono segnato il minutaggio dove Buongiorno segue Paz fino alla sua area, la nostra area della sua area di rigore, e Højlund di testa su quel cross di Politano. X assist per Politano se Højlund avesse fatto meglio. Quindi ecco perché mi spiego. Io sono d'accordo con Gazzella quando dice Conte palesemente la voleva giocare così. Ecco perché io non mi sorprendo, ecco perché non cado dal pero anche quando sento le sue parole, che lo sento soddisfatto eccetera eccetera. L'ha preparata così. Secondo me si poteva fare un pochino di meglio in fase di reaggressione, quindi recuperando dei palloni alti con più uomini potevi essere più pericoloso. Solidità difensiva, non lasciargli ripartenze e sperare accadesse qualcosa. Capisco, ma comincia a non bastarmi. È inappuntabile un commento del genere, perché è proprio così che secondo me l'ha letta e mi ritrovo.
e mi ritrovo in tribuna dopo tanto tempo Romelu Lukaku al Maradona, quando rientra in campo? Quando rientra, non lo so, dovete chiederlo ai medici, quindi non dovete chiederlo a me. Lui sta cercando di lavorare, sta cercando di assorbire questo infortunio grave che ha avuto a fine luglio, mi ricordo, agosto. Però la sua presenza, a prescindere, comunque fa sempre bene al gruppo, quindi il fatto di rivivere di nuovo lo spogliatoio è una cosa buona per lui, una cosa buona per noi, perché è un ragazzo a posto, un ragazzo serio, e il gruppo ha bisogno anche della sua leadership, questo va bene. Quindi siamo contenti di averlo rivisto, adesso saremo ancora più contenti quando ci potrà aiutare in campo. Grazie, buongiorno. Fammi vedere se ci sono altri messaggi. Francesco. Ma ritornando al discorso scarsezza Serie A, ma se il Como, che è pieno di ventenni, in una squadra ben organizzata e ben allenata, fa 8 risultati utili consecutivi e sta al quinto posto, ma qual è il valore di questa Serie A? Ma infatti è una bellissima domanda, nel senso... Poi è chiaro, essere ventenni significa che hai energie, che hai tutte queste cose qua, e che magari puoi pagare di inesperienza in certi frangenti, eccetera, eccetera. Però il Como sta facendo molto meglio dell'anno scorso, dove cominciò a far vedere il bel gioco, ma i risultati non stavano arrivando. Rispetto all'anno scorso penso che abbiano molti punti in più, però non ho sotto mano le classifiche e quindi non ve lo so dire. Molto bene, ci rispostiamo di qua per poter invitare Guido. Recupero il link, invio il link. Allora, dove sta? Perché se poi si deve fare tutto così a volo e tutto funziona, perché sono curioso di sentire anche il suo parere su questa partita, i punti persi, i punti vinti, ma c'è più il rammarico di non averla vinta o c'è più il dispiacere, no, la soddisfazione del clean sheet di non averla persa? Allora, nel frattempo leggo anche i vostri messaggi. Partita povera di occasioni, anche loro hanno prodotto poco 0-0, risultato onestamente giusto, ma onestamente un Lukaku in più cosa cambierebbe? Non credo proprio possa ripetersi proprio a causa del tempo di pausa. Non lo so, Pastececi. Sicuramente sarà un altro di quelli da recuperare con calma, perché comunque è un motore pesante. Lukaku ha questa struttura enorme, con gli anni che passano dovrebbe essere un pochino più complicato anche ritrovare quella brillantezza. Se a Lukaku gli chiedi di fare a sportellate, di mantenere alle spalle i marcatori e di poi di smistare così, lo può fare, e ripeto, potrà perdere duelli, potrà farne 1 su 5, però se quell'uno lo fa bene e tu poi attacchi lo spazio con i tempi giusti, ti può risolvere la partita. Alla fine quello di Lukaku dell'anno scorso è stato un rendimento buono tra gol fatti e soprattutto su assist fatti, e poi anche i presupposti creati, che magari non è un assist diretto, ma hai mantenuto quel possesso che ti ha permesso poi di sovraccaricare gli avversari nella loro area, e questo cambia. Højlund sta cercando di farlo questo lavoro e a tratti lo fa anche bene, però Lukaku ha un'esperienza di tutta una carriera di fare questo. Poi all'epoca d'oro aveva anche la prospettiva di entrare in profondità e di fare anche il resto. Adesso non glielo puoi chiedere, insomma, così. I like dove stanno? Perché voi siete troppo concentrati a guardare se ha ripreso la Juve, e alla Juve che ha fatto un primo tempo penso di dominio generale, ma nel finale la Cremonese sembra che si sia affacciata dall'altra parte. Però 3 parate penso importanti di Audero, vedo qui, però come passaggi siamo lì. È brutto da dire perché speravo si cambiasse qualcosa, ma ora come ora sembra che a noi manchi proprio Lukaku per come giochiamo, e non è un bene, perché vorrei alternative valide e pensate. Il Napoli allarga, decima dello scorso anno. Allora fammi capire, il Napoli allarga decima delli. Ok, il Napoli alla decima dell'anno scorso, che poi Delli aveva 25 punti in classifica. Questa è la tua la tua messa, credo che significa questo. Sì, perché poi ingarrammo quel filotto di partite
me lo ricordo. Io che mi fa 300 like, non sono molti, ma non siete nemmeno tanti, quindi bravi a quelli che ci sono e che stanno lavorando per l'algoritmo. No, siamo continui o non siamo continui, e in questa ancora meno, e poi non facciamo in tempo a recuperare un giocatore che ne perdiamo 2, quest'anno non è cosa. Questo è un tema che purtroppo resterà caldo finché non recupereremo un po' di giocatori e almeno facciamo un paio di partite, e là possiamo dire a Conte, dice, ma ce li avevi tutti a disposizione, perché hai scelto questo e non quell'altro? Ad oggi sono quasi sempre, a parte un paio di elementi che puoi scegliere o no, sono quasi sempre scelte obbligate. Tra chi è in recupero, tra chi deve giocare per forza per caratteristiche e chi non hai, sono quasi scelte di formazioni obbligate. Quindi quando poi torneranno, se torneranno a disposizione, ci possiamo divertire. Tenevi sia quello che quello, hai fatto giocare quello, perché? Ma questo discorso, per quanto riguarda poi il valore dei calciatori, secondo me è un discorso che si può fare non su tutti i ruoli, perché poi c'è una differenza tra quelli che partono dalla panchina, in teoria, i titolari dei 30 minuti, per dirla con delle parole che... Ivo Spalletti, chi sei? Chi sei, amico mio? Cosa bisognerà puntare al mercato di gennaio? Io spero che possa arrivare un centrocampista, perché poi non lo so quanto reggiamo senza Anghissà. Dobbiamo anche capire che però Anghissà parte un poco prima di gennaio, a metà gennaio potrebbe ritornare. Non ho controllato bene le date della Coppa d'Africa. Non voglio augurare al Camerun di uscire subito il più presto possibile, però quasi quasi. Avevo letto anche, qualcuno aveva detto che chissà sta pensando di non andare, non ci credo, cioè non capirei il perché, proprio per amore del Napoli, così rinunci alla tua nazionale, che è la cosa più importante per tutti i giocatori, per rimanere qua a gennaio. Non lo so. Ciao Francesco. Quello che non mi piace di questo Napoli, che vedo che anche un problema dell'anno scorso, non è mai brillante, sembra sempre stiamo aspettando la condizione fisica, ma non arriva mai. È una buona domanda questa. C'è stato un momento l'anno scorso a gennaio dove invece io mi ricordo che dicevamo questo è un Napoli che ha fatto uno switch, arrivavano i risultati anche prima di gennaio, però arrivavano con più affanno. Io mi ricordo la stessa partita col Como, stavamo in grandissimo affanno, e altre partite che abbiamo vinto con la difesa estenuante, con un po' di brivido finale, me le ricordo bene. Poi c'è stato un momento a gennaio dove il Napoli cominciò ad essere più dominante e arrivavano risultati, però cominciando a tenere di più il pallone, questo me lo ricordo, e lì non si parlava di condizione fisica precaria, quindi non lo so. Però ad oggi, essendoci tutti questi infortuni, io non posso escludere che qualcosa non vada, cioè che non si arrivi a uno stato di forma ideale dove dici stiamo volando, cioè arriviamo primi sulla palla. No, arrivavano prima loro, prima i nostri avversari sul pallone. Quindi sotto questo punto di vista la mia unica speranza che vi posso consegnare è che sia un programma che ti permetta di arrivare al massimo della forma intorno a gennaio come l'anno scorso, ma a resistere gennaio, febbraio, marzo, dove poi ci sono i punti così. Poi, come avete visto l'anno scorso, si è dovuti arrivare fino alla fine per risolvere il dualismo con l'Inter. Quindi la speranza è, adesso si soffre comunque rimanendo nelle prime posizioni di classifica, poi ci scrolliamo di dosso queste problematiche fisiche e cominciamo a macinare chilometri. Però McTominay sempre il migliore, quello che corre di più in campo, altri che comunque tengono botta forse anche troppo e ogni tanto potrebbero riposare. Secondo me la brillantezza è una cosa che è difficile da misurare, è una sensazione che abbiamo noi, e sicuramente il Napoli in questo momento non mi sembra brillante. Sto bene, baby. Il 2-3 con l'Atalanta era emblematico della condizione perfetta della squadra. Lì fu una bella svolta. Salvatore, ti chiedo un commento a caldo per il tipo di partita che abbiamo visto. Non vedevi meglio Lucca per far salire meglio la squadra? Nelle ultime partite la stava smistando più che bene. È vero che Lucca stava migliorando sotto questo punto di vista,
che aveva cominciato a fare quel lavoro di hold up and play, sì, però se io ho recuperato Højlund faccio giocare sempre Højlund, non posso pensare che, perché poi l'idea che, se l'idea era teniamo un pochino meno il pallone, lasciamo anche l'iniziativa senza scoprirci e lasciamo un po' di iniziativa al Como, se l'idea era questa, e credo che fosse questa, tu con un Højlund puoi lanciarlo nello spazio, l'ho fatto anche nella simulazione, l'ho lanciato nello spazio, e un Como che Vaglie molto alto, lo stesso Smolcic che spingeva molto, si poteva trovare un Højlund in mezzo ai due centrali e si poteva fregare così. Non ha funzionato perché non ha funzionato, ma con Lucca non l'avresti avuta questa possibilità. Avrebbe potuto mantenere meglio palla, così come Højlund avrebbe potuto mantenere meglio palla, perché Lucca ce l'ha fatto vedere nelle ultime uscite che sta migliorando in quel fondamentale. Højlund ce l'aveva fatto vedere dei miglioramenti immediati appena l'abbiamo visto in campo. Gli abbiamo visto fare delle situazioni in cui spalle alla porta ha fatto reparto da solo e ha fatto ripartire la squadra. Quindi a parità di condizione io metto sempre Højlund, che mi dà anche la profondità, e come capacità di mantenere, di fare il Lukaku, per dirla in breve, per me sono ad oggi Højlund leggermente avanti e Lucca in crescita sotto questo punto di vista. Però la partita di oggi di Højlund è perché non è perché sta recuperando dall'infortunio, non era, cioè sta riprendendo il minutaggio, non ce l'ha. Meglio un Lucca in grandissima forma che un Højlund in recupero? Non lo so, onestamente non lo so. Polli, ma che te ne frega? Vabbè, non lo so se è andato da quelli là, ma non lo so di cosa state parlando. Come lo vedi Højlund al posto di De Bruyne e Lucca? O Lukaku quando rientra? Che significa al posto di De Bruyne? Non ho capito la domanda, Nicola. Dimmi meglio, cioè Højlund centrocampista? No, veramente non ho capito. Spiegami meglio la domanda e ti rispondo volentieri. Anche Saka in uso nazionale è falsissimo, infatti non me la spiego, è una notizia che è uscita che non capirei. Trequartista? Non è proprio il suo, mio cugino mediano. No, ma infatti non... Pastecceci, hai cambiato la cosa, che hai messo Lang. No, infatti, cioè, se intendi a centrocampo o anche sotto la punta Højlund, no, cioè nel senso può giocare a due punte, cioè nello schema dell'Inter, per capirci, Højlund se la può giocare con Lautaro, se la potrebbe giocare anche con Thuram, questo sì. Abbassandolo tantissimo a centrocampo, perché De Bruyne stava giocando quasi vicino Lobotka, poi con la possibilità di arrivare al limite dell'area, ma non stava giocando trequartista. Non ce lo vedo, non ha quella qualità, non ha quel passaggio, non è proprio la sua, non credo proprio. Ma come siamo pessimisti in chat? Valerio, ti ho mandato un vocale su Di Lorenzo, per me ha fatto un'ottima partita. Lo ascolto il tuo vocale, o forse l'ho già ascoltato, o forse ho saltato perché era a metà. Ah, ecco qua, era dopo le parole di Perrone. Ottima partita, vado un po' in difficoltà, ma ti ascolto volentieri, Phoenix. Ci rispostiamo di qua. Comunque un piccolo appunto, io sinceramente sarò contro tendenza, ma ho visto un'ottima partita di Di Lorenzo, un'ottima partita difensiva di Di Lorenzo, perché ragazzi oggi non era per niente facile schermare Diao. No. Per me ha fatto una veramente buona partita, poi ti ha dato meno lì davanti, sì, ha sbagliato qualcosina lì davanti, sì, però secondo me state un po' bisfrattando troppo, considerato che comunque Di Lorenzo ragazzi sono 3 anni che gioca di continuo, non saltato pochissime partite, quindi teniamo conto anche di questo quando parliamo di Di Lorenzo. Buonasera, più bellini, buonasera Valerio. Io dico, stasera partita buona, c'è chi dice che Conte ha incassato. Aspetta. Sì che poteva dare qualcosa in più in avanti, sì, però ottima partita difensiva non me la sento, amico mio. Diao l'ha fatto impazzire più volte.
e in alcune volte che l'ha fatta, poi a volte l'ho anche fermato, ma in alcune volte che se n'è andato si sono creati dei presupposti, perché poi eravamo in grande inferiorità quando ti salta a pie pari. 6 su 12 i duelli vinti a terra, quindi vuol dire che 6 li hai vinti e 6 non li hai vinti, quindi c'è un 50% di duelli vinti. Non è un'ottima partita, è una partita dove, secondo io l'ho visto un po' in affanno, poi la rivedrò e sicuramente ti darò soddisfazione se mi rendo conto di tante volte che Di Lorenzo invece è riuscito a fermare delle cose, sicuramente alcune situazioni le ha risolte, però ottima partita non me la sento, onestamente. Sì, Piccione, Lucio, ti ho letto perché quello è coso, è il Francesco Perrone, proprio il Perrone del Como, che per fare il messaggio per Guido ha scompaginato tutto. Ecco, Buonasera amici Lucio. bellini, buonasera Valerio. Io dico, stasera partita buona, c'è chi dice che Conte ha incartato Fabregas, chi dice che Fabregas ha incartato Conte, secondo me si sono incartati a vicenda e si sono annullati a vicenda. La partita però secondo me sottolinea una falla del Napoli, cioè siamo troppo dipendenti dalle incursioni delle mezze di McTominay anch'essa, e secondo me non ce lo possiamo permettere, perché stasera non siamo mai stati capaci di servire in maniera più o meno pulita la prima punta, cosa molto grave, e è partita che mette in risalto l'assenza in questa squadra di un giocatore che sia capace di far saltare il banco in attacco, mi riferisco, e abbiamo accompagnato il povero Krishna a Parigi e secondo me in partite del genere si sente la mancanza, ma questo vale in generale non solo per il Napoli, se pensiamo a chi ha vinto lo scudetto nelle ultime 3 stagioni, togliendo Kvaratskhelia, io non vedo nessun giocatore capace appunto da solo con un guizzo di sbloccare la partita, però questo è più o meno il livello del campionato italiano, quindi va bene così, dobbiamo solo aspettare che passi questo periodo di infortuni che chissà se vede la colpevolezza di qualcuno. Guagliù, ma è quello, cioè Lucio, io proprio prendo spunto, è chiaro, ti manca uno sbocco, ti manca quella fantasia, ti manca quella qualità. Se tu a questa squadra che le due mezze ali non hanno uno spunto, come dici, sai, la mezzala tipo il miglior Zielinski o il miglior Hamsik, la mezzala che oltre ad avere l'inserimento senza palla ha anche un inserimento palla al piede che ti supera un uomo e ti fa uno scambio. McTominay non è questo. McTominay è uno che assalta lo spazio e lo devi ritrovare là quando la palla poi arriva. Lo stesso Anghissà non è che è uno che strappa palla al piede e se ne va in dribbling così. Ce l'ha nelle sue possibilità, ma non è la sua specialità. Se tu non hai nemmeno un Lobotka che nella distribuzione c'ha i tempi giusti e quindi manda fuori giri le marcature degli avversari, se non hai Lobotka, se ti viene a mancare pure Gilmour, e ripeto, grande partita di Elmas, ma non è il suo lavoro, è chiaro che devi avere uno sfogo sulle fasce di un certo livello. Cioè devi avere il miglior Lang visto nel PSV, devi avere il miglior Politano in grande forma o il miglior Neres da quella parte, e non li abbiamo visti oggi, o devi avere uno Spinazzola che partendo da terzino da dietro ha, ultimamente ce l'ha fatto vedere, lo spunto di puntare l'uomo, di rientrare o di andare sul fondo, perché oggi Di Lorenzo non ce l'ha. È chiaro che guarda quante defezioni tra i giocatori che non hai più, De Bruyne compreso, i giocatori che non hai mai avuto quest'anno, tu mi citi Kvara, e quelli che non puoi utilizzare e quelli che stai utilizzando non in grande forma. Ma io si spiega così lo 0-0, e io ripeto, più ne parliamo, più mi date spunti, più raccontiamo questa partita per come è andata, più questo punto io me lo porto a casa, perché mi dà l'impressione che più di così non potessimo fare. Poi ti può capitare la mischia, la giocata di forza, come è capitata per esempio con calcio, munizione, anche sai, eccetera, eccetera. Però vi renderete conto che c'erano grandi difficoltà contro un Como che gioca a calcio e che non mi è sembrato nemmeno dispiacersi per il pareggio. Ecco che è riuscito abbastanza, non dico apparecchiato, ma così è uscito. L'Orfamul o l'Orfamul, una domanda: secondo te perché nelle squadre più forti al mondo i giocatori che in fase offensiva toccano più palloni
sono quelli più forti e imprevedibili, mentre nel Napoli è Politano. Perché ne avevi uno a sinistra e se lo è comprato il Paris Saint-Germain. Cioè, la mia risposta è qui. Cioè, si gioca principalmente a destra. Ora, se Neres fa un salto di qualità, volevo dire Lang, ma ho detto Neres, è più o meno la stessa cosa. Se tu parli di quelli là, i giocatori più forti al mondo, cioè i Nico Williams, i Lamine Yamal, i Kvara, che Kvara va messo tra i primi 10-15 oramai, i Foden, questi qua, i Doku, quelli là hanno un'elettricità nelle gambe che appena gli dai il pallone puntano, ne hanno 2, ne hanno 3, puntano e in qualche modo se ne vanno, eccetera, eccetera. E intorno si può creare poi il movimento senza palla, ti vai a sistemare nelle zone dove ti puoi tirare un marcatore e crei presupposti. Il Napoli non ha questa qualità. Il Napoli ha sempre vinto quelle partite che ha vinto, le ha vinte di squadra, non di grandi individualità, ed è proprio il contrario di quello che poi spesso si è accusato con il Napoli l'ha vinto perché l'ha vinto con le individualità, e non è vero. E il Napoli ci arriva perché ci arriviamo tutti insieme. Poi è chiaro che uno può far gol, nel caso spesso è capitato a McTominay, spesso è capitato a qualcun altro, ma ci arrivi con grandi manovre, perché ci devi arrivare di manovra, di squadra, non con uno che ti risolve, che ne salta un paio, crea la superiorità numerica e quindi così. Proprio il contrario. Ecco perché quando poi la si fa facile, Conte non ha un gioco e Conte è out, io mi sento un pochino mortificato, perché dice, ma allora che c'è prima a fare? Se poi un risultato soddisfacente o meno detta qualsiasi tipo di giudizio, ma il calcio è così. Ci siamo completamente, è tutto normalissimo, e quindi questo è. Continuiamo a leggere in attesa di Guido, che non so se c'è, ma io l'ho invitato. Allora, Diao molte volte è vero, questo è vero. C'è stata quella volta in cui lo ha lasciato a centrocampo, sembra cade mani e piedi, e cade da solo perché da un colpo, cioè, per cercare un altro dribbling colpisce il terreno. Se no il capitano se la vedeva nera. Comunque ho visto tanto pressapochismo e spesso non andava nessuno sulle seconde palle, ne abbiamo parlato. Savic, Neres e Spinazzola i peggiori. Ah, qua vi dice che si è magnato Sestovic, ma 0-2, il che cosa vuol dire? Fatemi capire. Cambiaso. Io ho sentito che lo diceva Andrea Marinozzi, diceva, io ho sentito Spalletti, lui adora Cambiaso, anche in nazionale era quella con cui lui voleva fare di più il gioco, eccetera eccetera. Ha segnato Cambiaso. Vi state preoccupando? Per fortuna hanno perso parecchio terreno, però lo recupereranno perché la classifica è corta. Le vuole vincere tutte, è appena cominciato, però calma. Il gioco di Conte viene criticato anche sulle vittorie. Lo so, Massimiliano, tu sei il primo. Siamo sinceri, eccetera, eccetera. È normale che sia così. Cammazze gol, che tipo di gol? Raccontatemelo. Io posso vedere. Vedo solo il finale. Portiere Audero. Se si vede. Così si vede il gol. È l'unico modo per. Ma scusatemi, ma vedo che la Cremonese aveva cominciato anche bene, o sbaglio? Il secondo tempo, poi dopo 2-0-2, partita in ghiaccio. Delusione per il risultato, però a me non mi è sembrata una prestazione rispetto a Lecce, ad esempio. Domanda che mi pongo da un anno: perché il Como può prendere Nico Paz e noi Rafa Marin? Ora ci farebbe comodo senza nemmeno KD. Ah, tu dici KDB, quello immagino sia la B. Nico Paz ci farebbe comodo. Nico Paz giocherebbe titolare in tutte le squadre d'Italia,
almeno d'Italia, giocherebbe titolare nell'Inter, che lo volevano, giocherebbe titolare nella Juve, giocherebbe titolarissimo nel Milan senza proprio problemi, figurati anche con noi. Nico Paz secondo me giocherebbe titolare anche in parecchie squadre di Premier, secondo me ha tutti i presupposti per. Il Real Madrid ha fatto un discorso di abbondanza, si sono portati Mastantuono dietro, sta giocando comunque Arda Güler, l'hanno messo anche un po' più dietro per trovargli spazio. C'hanno un'abbondanza tra Vinicius Junior, Mbappé che sta facendo una stagione pazzesca, e c'hai Rodrigo, e c'hai Gonzalo Garcia, e c'hai Bellingham, e c'hai Arda Güler, e c'hai Mastantuono. E quanti ne volete sentire? E anche Nico Paz si sono messi d'accordo di lasciarlo in una realtà senza grandi pressioni, dove si poteva puntare su di lui alla grande e dove la squadra avrebbe girato intorno a lui, con un allenatore spagnolo e quindi con certe idee calcistiche affini a quelle che sono quelle del Barcellona, quelle del Real Madrid. E quindi è stata una scelta tattica, politica, è stata una scelta precisa. Il ragazzo convinto e contento di rimanere un altro anno in una realtà più piccolina dove sta comodo nel fare, nel dimostrare il suo talento, perché sicuramente il talento, ma il fatto che sia buttato a terra non mi fa cambiare idea sul talento di Nico Paz, che fa paura. Su Rafa Marin tu ogni tanto provi a piazzare il colpo del giovane così, ti può andare bene come non ti può andare bene, e non è andato benissimo là. Farà la sua carriera Rafa Marin, non lo inseguirò, non lo guarderò come un pazzo per capire se sta facendo un grande stagione oppure no, però farebbe comodo veramente a chiunque. Non è che alla fine per il 100° anniversario del Napoli Spalletti vinca lo scudetto con la Juve, per me sarebbe un incubo. Loco Coco, non pensarci. Se sei rimasto ancora legato a Spalletti, io lo capisco, perché figurati, io sono proprio l'ultimo di quelli che vuole essere rancoroso sulle cose. Ho già dato con Sarri, non me ne frega così. Però adesso stiamo facendo il nostro percorso. Quello che succede quest'anno è quello che succede quest'anno. Quello che succede l'anno scorso ci ha fatto godere a noi, mentre Spalletti aveva le sue difficoltà con la nazionale, eccetera, eccetera. Non pensare. Pensa di fare un percorso netto il più possibile con il Napoli, in modo tale che la Juventus non si avvicini mai. Perché poi se andiamo poi a lottare per il quarto posto, io preferisco sempre avere l'idea che stai lottando per lo scudetto fino alla fine, che te la giochi con chiunque riesca a tenere il passo, in modo tale che se lotti per lo scudetto in Champions ci vai, se lotti per la Champions, io lo dico spesso, diventa più difficile perché abbiamo dei pregressi dello storico. Domanda per me e per Guido: perché Di Lorenzo è stato sportivo mentre invece Ildiz è stato di noi stesso brava Angela, perché poi io ho fatto il paragone con Bergonzi per quanto riguarda Nico Paz, proprio con Gagliardini nel video di oggi. Se non l'avete visto, secondo me andatevelo a riprendere, perché è vergognoso, una vergogna. Ma sì, anche Ildiz in pratica mette il pallone, però loro ti diranno no, però quello ha toccato il pallone, quindi ha protetto il pallone, eccetera eccetera. Ce ne sono miliardi di rigori così, li possiamo elencare a menadito, ce ne sono tantissimi, e non si è mai fatto tutta questa polemica, si è sempre parlato grande intelligenza calcistica, sagacia, è stato ingenuo il difensore, si è sempre detto così. E invece per Di Lorenzo hanno creato una roba senza precedenti. Perché? Perché è quella che è la squadra che dà fastidio poi a quelle altre, visto che si è inserita una Roma che quest'inizio di stagione, storta o morta, si è messa là prima in classifica con noi, eccetera eccetera. L'Inter aveva cominciato male con un allenatore nuovo, la Juventus aveva iniziato male con un allenatore confermato ma nuovo, ma che non era credibile. Il Milan aveva cominciato così e così, si era rimesso in carreggiata, poi ha frenato di nuovo. Si sono coalizzati tutti quelli del racconto del calcio, e il Napoli deve essere
abbattuto in qualche modo perché crea troppe problematiche e troppi fastidi. E Guido, perché tu dici domande per te e per Guido, Guido ce l'aveva detto, vediamo quanto lo pagheremo questa vittoria con l'Inter, perché con questa vittoria hanno perso praticamente è quasi, risulta quasi quello, cioè con quella vittoria hanno perso lo scudetto, perché poi se poi creano tutti dei presupposti per riprendere quel discorso là e darci piccoli inciampi durante tutta la stagione, non va bene. Devo bere, ho finito l'acqua. C'è un altro po'. Quando riguarderai la partita dell'analisi, tieni l'occhio vigile sulle interruzioni e le perdite di tempo del Como, perché vorrei capire se hai ragione tu e ci siamo impressionati noi. Quale ragione tu è impressionati noi? Io ho detto che si sono buttati a terra, non ho detto il contrario. Quindi siamo tutti insieme. Community chiama Guido, invochiamo Guido Gentile, idem, perché è finita la voce. Quindi se Guido non c'è, non può essere che si sta scrivendo ancora dei numeri suoi. Anche se Nico Pazzo non mi è tanto piaciuto comunque, è perché Buongiorno addosso ha dato fastidio, senza dubbio. Nico Pazzo, quando fa il terzo gol in Champions League a Napoli te lo dovevi prendere. Sì, mi ricordo. Ora è tardi. Se KDB è un problema, figuriamoci Nico Paz. Anzi, vista la giovane età, non credo che Conte gli avrebbe trovato tanto spazio. Non credo, amico mio, perché alla fine Kvara era giovane anche lui e giocava. Kvara sarebbe stato il più giovane di questa compagine comunque, e comunque giocava titolare, tranne quelli che volevano dire che aveva perso il posto, che oramai Neres lo aveva scavalcato. Bugie, pietose bugie, per cercare di tenere buona una piazza che stava perdendo il giocatore più talentuoso che avevamo. Ma Kvara da 19 a 20 a 21 giocava, e ha giocato, è stato decisivo, così. Non c'è dubbio. Questi con Spalletti rientrano prepotentemente nella lotta a scudetto, non lo posso escludere, caro Fabio. Più che altro è l'inizio, cioè se loro già togliendo Tudor e mettendo Brambilla, quindi lasciando praticamente l'autogestione ai calciatori, i calciatori hanno quel momento di orgoglio e dimostrano il problema, era l'allenatore che non serviva, guarda se ci lasci fare che cosa, e già fanno una partita dove ritornano a vincere che non vincevano da 8 partite, quindi già lì hanno avuto la loro rivincita. Dopodiché se Spalletti inizia bene, la credibilità va a 1000 una notte e diventano veramente pericolosi. Noi speriamo di fare il nostro e ringrazio Guido che mi dà una mano perché la voce sta finendo. Benvenuto. Buonasera amici, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Tante cose da dire, dovrò mutarmi io. Da dove iniziamo? Da dove vuoi iniziare? Dalla partita? Direi, perché lo 0-0 divide sempre. Allora, le persone che mi conoscono sanno che non sono mai inutilmente, neanche lontanamente velenoso, oppure delle cose vengono dette perché la volta dopo uno deve dire avete visto, avevo ragione io. Io ho definito il Napoli malato e non in crisi, che sono due cose diverse, e il Como di oggi ha messo in luce il raffreddore del Napoli, chiamiamolo così, che se fosse stata una squadra in crisi oggi avrebbe perso, perché non sarebbe stata sufficientemente compatta e attenta in alcune cose iniziano più o meno in maniera speculare le due squadre, solo che al Como riesce meglio quello che è il suo piano gara, perché pressa meglio alto il Napoli ma riesce a uscire bene, e noi abbiamo sofferto molto nella nostra tre quarti, anche perché sono degli ottimi palleggiatori. Noi non ci siamo riusciti, anche perché siamo stati molto imprecisi, troppi appoggi, troppi stop, anche passaggi leggermente più corto, leggermente più lungo. Quindi un buon primo tempo del Como, squadra molto tecnica, messa bene tatticamente, dove però un errore, poi quello è stato l'unico errore e azione più veloce loro, dove
il rigorino, no, è stato dato. È bravo il nostro portiere che fino all'ultimo non ha voluto buttarsi prima, non ha dato un palo di riferimento vuoto a Morata, e poi alla fine Morata forse è stato indeciso e ha tirato in maniera troppo centrale. Però la bravura è prima del nostro portiere, che se vedete fino all'ultimo non si butta da nessuna parte. E poi Morata è stato costretto a scegliere un angolo, Milinkovic ha detto è abbastanza centrale, te la piglio facile. Si fa male Gilmour, è entrato molto bene Elmas, proprio brillante ma anche tattico, ben coadiuvato da Anghissà, che ha giocato una partita intelligente. Casomai non è quelle partite che in queste ultime, chiamiamole domeniche per semplicità, però non si gioca solo la domenica ovviamente, anzi noi non giochiamo più la domenica, ci hanno fatto ricreare, come si dice, perché ovviamente Napoli ha dovuto cambiare disposizione in campo, Anghissà ha dovuto sacrificarsi nelle sue scorrimbande. Splendido l'articolo di Mimmo Caratelli, che tra simpatia e anche grande analisi tattica e anche amore nei confronti di Anghissà. Chiudo questa parentesi, quindi doveva schermare. Nel secondo tempo, io l'ho scritto nella chat dei poeti estinti, gran lunga censurata del censore, ho detto secondo me il Napoli qua o si deve accorciare alzandosi o abbassandosi, e che Conte poi ci ha fatto capire che ci siamo accorciati abbassandosi, anche perché non riuscivamo a cavare la soluzione al portiere. Il portiere è molto preciso, e perché abbiamo rischiato troppo sulla tre quarti. Cioè il Como poi non è stato così pericoloso, però ha dato l'impressione di essere pericoloso, perché per troppi frangenti del primo tempo ha tenuto palla per troppi minuti consecutivamente. Però effettivamente anche nel primo tempo, dove diciamo meglio loro di noi, se tu pensi, non è che ha prodotto delle azioni spettacolari. Secondo tempo però la sensazione che arrivassero troppo veloci era quella. Questa è solo la mia analisi, io non sono il Vate, non sono l'Istituto Luce. Secondo tempo non troppo bene, meglio noi, ma questa imprecisione è perdurata. Se Elmas è entrato bene, anche Guterres, Lang mi sembra per ora, oggi, non lo stiamo né bocciando né quelle cose, ma noi dobbiamo analizzare la partita di oggi, molto fumoso. Neres è questo, ormai dopo 2 stagioni sappiamo che a volte si accenderà, farà delle belle giocate, però anche a volte no, fumoso. Oggi non ha mai saltato l'uomo e non è un giocatore carismatico, tra l'altro la sua carriera, quindi non possiamo aspettarci uno di quei giocatori che si carica la squadra sulle spalle. 2 cose da dire e chiudo questa prima brutta, spero breve analisi. Fabregas non è Benitez, ragazzi, cioè quel tipo di allenatore europeo, cioè faccio giocare bene la squadra, però mentre un certo tipo di allenatori, Benitez come altri che sono passati in Italia, li hanno fatti proprio neri, forse sono stati troppo fondamentalisti nel loro essere veramente europei spettacolari. Fabregas non disdegna di legare, perché il Como è la seconda squadra dopo il Verona per falli in Serie A, la prima per cartellini gialli. Per cartellini gialli, bravo Guido, perché questo l'avevo fatto nell'analisi della partita. Il Como non disdegna, se perdono palla ti vanno nelle gambe, lo spendono. Allora, oggi il Napoli è stato, come ho detto, impreciso in troppi appoggi, impreciso anche in passaggi banali, quello che volete, sotto ritmo, e il Napoli non è una squadra che ha una qualità offensiva eccessiva, neanche medio-alto, come per esempio l'Inter, che ha tanti ricambi. Quindi se lo fai giocare sotto ritmo, o se non è in quello stato di forma così pimpante, ha difficoltà. È come il pugile che le sta prendendo e si lega. Il Como non ha disdegnato di spezzare. Quando il Napoli riusciva con le 2 trazioni a essere leggermente più incisivo, nel secondo tempo ci sono stati quei minuti dove è riuscito a mettere nella propria area di rigore 3/4 il Como, però ha spezzato veramente tanto il gioco. A me, vedete, io guardo un'idea molto di insieme, non solo del calcio della vita, ma l'arbitraggio di oggi non è piaciuto per nulla, perché io non valuto l'errore marchiano, per quanto ci possa essere, il rigore, il gol non visto, anche se adesso almeno in quello c'è la tecnologia per i gol, perché è come quegli attori che mi devono far vedere che sono bravi, che stanno facendo la scena madre,
La grande recitazione è quando tu riesci a trasmettere quei sentimenti, come i grandi scrittori dei libri, ci sembra che sta parlando di te, riesci a essere universale nel tuo singolare, no? La bravura è trasmettere quella gamma di sentimenti, ma nel modo più naturale possibile. Io sono più Marcello Mastroianni piuttosto che Sean Penn quando caricava troppo, per darvi un riferimento cinematografico. Troppo protagonista con alcune cose anche banali, cioè tu l'hai visto l'arbitro e dici Guido però non ha fatto non ha inciso la partita, niente di clamoroso, però io No, l'ho visto quell'atteggiamento che ha avuto pure con McTominay, che là non c'era niente proprio. No. Ha fermato il gioco perché gli doveva spiegare tutta una serie di cose. Anche Gilmour che si è fatto male, cioè invece di rimproverare le continue perdite di tempo, là tu stai rimproverando quello che sta tra l'altro in una zona del campo dove non è distante dove uscire. Poi 4 minuti di recupero mi sembra una provocazione, con tutte quelle perdite di tempo hai dato solo i cambi, ripeto, nulla di eclatante, perché non è che gli puoi dire ha fatto quegli errori clamorosi, però troppo protagonista a me rispetto ai grandi questo è quanto. Abbiamo una lista infortuni che uno lo recuperi, uno lo togli, uno lo recuperi, uno lo togli. Mi aspetto che la Juve da qui a poche giornate si riprenda una posizione molto alta, perché ha un calendario molto facile e noi abbiamo lo scontro diretto col Bologna, scontro diretto con la Roma, con l'Atalanta. Oggi comunque abbiamo perso, nulla di grave, perché tu hai 2 pareggi, una sconfitta per la partita corta con gli altri 13 e ne abbiamo la sconfitta e un pareggio l'abbiamo fatto, c'è rimasto un bonus. Poco, non lo danno più come dato, no, da quanto io lo segnalavo di volta in volta, quindi me lo devo ricavare, grazie per questa cosa, perché non è che Guido non ve lo sto dando perché è disattento, questa è una cosa, vi confessiamo, Valerio, io, una perplessità che abbiamo notato dalle prime giornate. Io dissi Valerio, ma stanno dando pochissimi dati, sempre di meno, invece di darne sempre di più, e noi abbiamo la nostra idea. Nel corso di queste chiamiamole domeniche per semplificare, ragazzi, per un modo romantico di vedere il calcio, sono successe delle cose, però anche nel report della Serie A Team non c'è più questo dato, né per primo né nel secondo tempo. Vedi Guido, il tuo spiegare il punto di vista sull'arbitro fa ricordare a Francesco una cosa che si dice spesso, cioè che spesso i migliori arbitraggi sono quelli dove non ti accorgi che c'è un arbitro in campo. Ecco, tra le varie frasi, forse questa è una frase che ha ancora valore, cioè quando tu non te ne accorgi proprio, invece quando è troppo un protagonista che lo vedi nelle sue cose, probabilmente sta andando oltre. L'ultima cosa, perché tra l'altro voglio specificarla bene, nessuna lamentela, non sto piangendo, lo faccio fare a colleghi napoletani insopportabili, non è quello. È anche una percezione che voglio vedere come si svilupperà la carriera di questo arbitro. Io ho un mio gusto personale nella vita, nell'arte, nel calcio, eccetera. Se oggi il Napoli può recriminare è verso se stesso, perché una partita così difficile dove non hai uno stato di forma ottimale, ti mancano dei giocatori, il Como è stato un'ottima squadra, ha fatto un'ottima prestazione, eccetera, eccetera, però tu hai fatto delle scelte di gioco in momenti cruciali sbagliate. Quindi l'errore, vedo McTominay ha fatto un gran tiro, eccetera, però lì poi si divertirà il nostro amico Giovanni, la percentuale maggiore è quel passaggio. Politano, certo. Bella azione in velocità, a un certo punto ti hanno richiuso, hai 3 giocatori davanti, se la smesti dall'altra parte dell'area di rigore hai 2 potenziali calciatori che hanno più specchio. Parli del tiro smorzato, non quello che va in porta, non quello là. Quindi non me la sto prendendo con l'arbitro, non è inciso sul risultato, sono finezze le mie, non mi piace un arbitro che fa vedere che c'è in campo meno e bene, ci si può fare meno e bene, esattamente. Sì. Sono scelte secondo me, e in partite come queste dove hai poche occasioni, il gioco è spezzettato, legato, non sei brillante nella gamba, eccetera, scegliere quelle poche occasioni nella maniera potenzialmente ottimale, perché poi non è detto, poi la cicchia, cioè, è un errore, è una sbavatura, si può crescere. Questo è quello che ho visto io.
Guido, io sono d'accordo, nel senso che io ho avuto l'impressione, e qualcuno mi ha scritto anche in privato, che Politano ha detto più o meno la stessa cosa, cioè la frase quando non puoi vincere è meglio non perdere, che è una frase che ci riporta all'anno di Garcia, dove Garcia fu attaccato così, ma dalle parole di Conte si intravede anche una certa soddisfazione per non aver... Cioè, secondo me è figlia della consapevolezza che era difficile fare più di così, almeno in questo momento, cioè perdi anche il regista di riserva, non hai la brillantezza nelle gambe, contro il Como che è più fresco, oggi imporre il proprio gioco era complicato. È sport ad alti livelli. La gente si è disabituata, pensa veramente che tutto sia PlayStation. Io credo che ci sono delle cose che non sono andate bene, tra l'altro Conte l'ha detto, ci sono state delle sfuriate e adesso ha recuperato non solo mentalmente ma anche in campo alcuni giocatori. Tant'è vero che è cambiata nei confronti dei suoi ragazzi la dialettica di Conte. Da che io non voglio parlare col singolo, è stato anche spigoloso nei confronti di De Bruyne, quella sostituzione famosa, dove si è fatto un sacco di clamore, e adesso invece sta sottolineando come stanno entrando bene. E oggi ha detto una bugia beniziana, perché il calcio a volte è bugia, disse Benitez, sul fatto bene Elmas, bene anche Lange, ecco, è un giocatore da recuperare, non può essere bene, vogliamo sperare che molto di più e meglio di quello visto oggi in questa giornata, quindi la vedo come te. Poi è ovvio che è una partita dove non sei soddisfatto a ridosso dell'anniversario di Maradona. A me fa più male vedere determinati personaggi in tribuna che non lo 0-0, perché lo 0-0 fa parte dello sport, vorremmo sempre vincere bene, in maniera spettacolare, però è anche un po' da stolti fermarsi e deprimersi solo perché uno non l'ha vinto. Invece determinati personaggi no, punto, e non li voglio nominare perché non li abbiamo nominati, ma no, noi teniamo il nostro amico, cioè, quello con la pasta. Allora, uno dei temi è sicuramente la catena di destra, la fascia destra, che insomma si è sofferto in zona di Lorenzo, e la mia impressione durante la partita, proprio in reaction, è che Politano pure stesse facendo difficoltà a dare una mano. È lì che mi scatta la cosa di dire, e credo condivisa da parecchi, dice: se Politano non ti dà nemmeno una grande mano in fase difensiva, tanto vale che sposti Neres e metti Lang. Però evidentemente non avrebbe, se non hai la palla, non avresti poi giovato di questa. Potrebbe essere, ce la lasciamo come un'ipotesi dello 0,1%, stato un condizionamento il fatto che lui, sentendosi anche 2 volte con Lobotka, abbia rimandato oltremodo l'ultimo cambio, dove dovevi farne per forza 2, perché effettivamente se da un lato diciamo vabbè, Lobotka ci può stare, avendo cambiato anche Politano 87 minuti, certo non lo puoi sapere se con 10 minuti tu hai la forza e la qualità per fare un'imbucata, però è ovvio che diventa un cambio tattico. Però pare che lui 2 volte l'ha chiesto a Lobotka, l'ha detto in conferenza stampa, non se la sentiva, perché noi abbiamo fatto un cambio, uno cioè al 37esimo, uno non vale a cambio tra il primo e il secondo tempo, il secondo slot al 72esimo è il terzo slot, dove però era il terzo slot ma erano i 5 cambi, perché poi io che sono molto attento a segnarmi tutti i minuti dei cambi, cioè effettivamente 87esima la partita, tra l'altro ti ha dato solo 4 minuti di recupero, non si è giocato, anche lì ti legano, ormai lì è finita, non è riuscito il Napoli a creare manco mezza azione pericolosa in quei minuti. Potrebbe essere questo il fatto che tu, non avendo certezze, avendo paura di rischiare Lobotka tipo un quarto d'ora, l'hai rimandato, e quindi anche Politano ormai è stremato, è uscito l'87esimo, perché quella catena, per rispondersi, sì, è stata... io quando uso questo termine, per chi non mi conosce, fallosa, non intendo che tirano legnate, ma fallosa quando ti sei impreciso, vedi anche a volte hai sbagliato uno da una parte e uno dall'altra, Politano te la passa un po' più avanti, più dietro, perdi quel tempo di gioco, non è stata brillante come a volte ci ha regalato prestazioni decisamente migliori.
Guido, la questione degli infortuni, io ho fatto una riflessione sull'ultimo che è capitato, cioè Gilmour non è arrivato a questo infortunio perché le ha giocate tutte dal primo minuto per 90 minuti, quindi non può essere dipeso da quello, tenendo presente una possibilità di una componente di sfortuna che sicuramente ci può essere perché non possiamo mai sapere. Secondo te sta avvenendo una considerazione interna su come si stanno gestendo, credo, gli allenamenti, perché la partita è un altro paio di maniche, ma forse sono gli allenamenti che stanno andando oltre. Questa è una considerazione che io facevo guardando la partita e tu mi hai anticipato perché sei un ragazzo brillante. Innanzitutto bisogna essere calmi, equilibrati, se uno non è volgare nella vita, ma questo è il mio gusto personale, è anche meglio però. Conte l'altra volta ha detto una frase che dovrebbe far riflettere, prima di tutti i colleghi, poi i tifosi, ma prima di tutti i colleghi, non rispettate il lavoro. Qua sembra che sono tutti imbecilli, parlo allenatori, ogni tanto vanno in campo, che state facendo? Ah, sì. Come se tra l'altro allo staff medico, all'allenatore, non fosse peraltro per utilità, no? Tu più giocatori hai in campo in forma potenzialmente, no? Meglio è per te, quindi sono delle banalità a volte che gli chiedo. Che intanto il Napoli è una rosa vecchia, anche se Gilmour è uno dei più giovani, non è giovanissimo, non è un ventenne, però diciamo non è... E questo potrebbe essere un elemento di valutazione, mi termino, che nel senso che forse questo tipo di allenamenti che noi non vediamo sono troppo pesanti per una rosa che al di là ha un'età media molto avanzata, no? O la prima o la seconda Serie A, non vorrei dire una sciocchezza. Però, ripeto, sono tutte persone che sono 20 le squadre in Serie A, 7 le cosiddette sorelle, vedi? Quindi immaginate uno staff che arriva in Serie A e che è una delle 7 sorelle, stiamo parlando di professionisti di altissimo livello e li trattiamo, li commentiamo, a volte invitando anche YouTube imbarazzanti che io non voglio conoscere, non voglio sapere manco come si chiama, e questa ma anche a volte nel quando dice imbecille, te devi andare, sei un fallito, calma. Penso che non siano contenti, penso che staranno facendo delle varie valutazioni, ci possono essere tante componenti. Non abbiamo capito che cosa ha avuto, perché non ce l'ha detto Gilmour, quindi Conte però ci ha detto che si sta trascinando qualche problema da un po' di tempo. Vabbè, ha fatto il gesto, ho visto Gilmour fare il gesto così, quindi sembra dovrebbe essere il solito strappo quando sentono tirare. È finita nel frattempo la cura Spalletti, la cura Brambilla, perché poi anche con Brambilla la Juve era ritornata alla vittoria, e qualcuno mi parlava addirittura Fabregas per il futuro. Io me lo chiesero quando non era sicuro la conferma di Conte. Io dissi uno dei giovani allenatori che mi sembra già credibile, perché lo hanno reso credibile dandogli la possibilità anche di sbagliare qualche partita, ma ovviamente è ambiente Como. Fabregas sicuramente. Poi scopriamo che Fabregas o il Como lo blocca o lui decide di non andare dall'Inter. Guido, non lo so come l'hai letta quella situazione là, quando l'Inter si è trovata a sostituire forse tutte e due le cose. Fammi dire una cosa, tu devi avere, ci sono tantissimi elementi, no? Però sennò diventa lunghissima la mia esposizione, un elenco salviniano. Limitiamoci a due: buona conoscenza del calcio, diciamo a 3, perché nel cinema è la trilogia quella che funziona. Buona conoscenza, insomma, più vasta possibile dell'ambiente calcistico, un pizzico di intuito, è una società forte. Forte significa tante cose, che ti guida e ti protegge, soprattutto se sei giovane nei primi momenti. Mi limito al primo aspetto. Vengono nominati sempre le stesse persone, considerate che è uno sport praticato in tutto il mondo. Io non so se è il più praticato, il più popolare, non amo gli assoluti, quindi potrei dire una classifica che non esiste, come quando dicono è la seconda industria del paese, però insomma si gioca in tutto il mondo il calcio, e ci sono tanti tesserati in tante nazioni. Tu ti saresti immaginato Compagnie allenatore del Bayern Monaco? No. Ecco. La gente non lo nominava proprio. Che carriera aveva Compagnie. Anderlecht, che
appunto non è la primissima in classifica. Poi una squadra della seconda divisione della Premier, che è il Burnley, che si qualifica, e poi l'anno dopo retrocede al 19° posto. Quindi nel suo curriculum c'era appena una retrocessione in Premier League. Ritorna allo scudetto del Bayern Monaco, se non sbaglio quest'anno 15 partite tra coppe nazionali, Champions League e campionato, 15 vittorie, con un gioco scintillante, non solo di Harry Kane, proprio là. Come quando io dissi a un mio collega, e non aveva un grande effettivamente curriculum, una gran carriera, Xavi Alonso, ma io l'avevo vista le sue squadre e mi piaceva. Certo, hai una società che tra l'altro uno dice una follia, una pazzia, perché il Bayern Monaco, stiamo parlando una delle 5 top in Europa, no? Quindi ragazzi ci sono tanti talenti in giro, la bravura è trovarli un po' prima degli altri e anche avere quella società che fatemelo dire, contribuisce a creare anche un ambiente dove non si stanno settimane a parlare che Spalletti c'ha il tatuaggio, ci toglierà un sacco di punti energia questa cosa. L'abbiamo già vissuta con Higuaín a Napoli, perdemmo in Napoli-Juventus 0-1 perché non si fece altro che parlare del ritorno, traditore, eccetera. Sarri la prima cosa che disse: abbiamo perso perché la Juve, Higuaín e noi 90 milioni, io me ne ricordo queste cose, bruciando insigne, cose eccetera, che trovarono fragilità alibi, e noi ricadiamo perché l'ambiente napoletano è scadente da un punto di vista, sappiamo, della comunicazione, e alla società sta bene che è scadente, questo, fammi dire questo, perché ha la possibilità, noi l'abbiamo anche invitato a vedere la pianificazione delle macro zone, comunicazione, Presidente, quali sono gli obiettivi, quali sono gli step da qui a 2 anni, 5 anni, quindi se si vuole si può alzare il livello, e questa cosa a me non piace, ma non nel fatto, quella è una cosa puerile, la discussione è puerile. Ti faccio solo un esempio e chiudo, visto che è l'anniversario 2 giorni fa della nascita di Diego Armando Maradona. Vale il gol del secolo, poi non so se è veramente il più bello della storia, è stato reso leggendario dai telecronisti napoletani o da un radiocronista che non è manco tifoso del Napoli dell'Argentina? Qual era uno dei giornalisti più amati, stimati da un punto di vista professionale, umano, e viceversa? Minà. Ma perché Minà era un bolscevita del tifo napoletano, della curva? La qualità. E noi stiamo ancora appresso a certe persone e stiamo perdendo le settimane, ha detto quello, è traditore, come si chiama, fomenti là. Non servono ad alzare il livello, la qualità dell'ambiente. Ad esempio, una società forte può guidare, perché se dici io prendo una scommessa, tu pensa se avesse preso l'allenatore del Bayern, ma se avesse preso il Bayern, no? E tu iniziavi con 2 pareggi, ma ha preso si cresce per step. Non è il caso di Conte, perché Conte ha un passato enorme come giocatore, come allenatore, l'anno scorso ha vinto con tutte le difficoltà e quindi si difende da solo. Guido, c'è questo vocale che a quanto pare tocca un pochino gli Ciao Vale, argomenti. ciao Guido, vorrei affrontare una tematica e partiamo dal nuovo allenatore che ha approdato sulla panchina Juventus, Luciano Spalletti. Vabbè, ognuno ha la sua opinione, la mia è che i giornalisti stanno esagerando, riportando anche magari frasi che non ha mai detto. Fra chi fa parte dell'ambiente Napoli dunque deve difendere magari il presidente Aurelio De Laurentiis a priori e si toglie qualche sassolino a scarpe, fra chi fa parte magari dei media nazionali che deve alzare i numeri e fare più click possibili facendola passare come il traditore supremo. Ma vorrei affrontare la tematica degli allenatori in Italia. In Italia girano sempre gli stessi allenatori. Se si va a prendere gli ultimi 10 anni nella Premier League, solo 2 allenatori sono ripetuti e sempre sulle stesse 2 panchine, ovvero Antonio Conte e Pochettino, sulle panchine di Tottenham e Chelsea. Mentre invece in Italia si ripetono sempre gli stessi allenatori. Pioli, allenatore della Fiorentina, che ha allenato il Milan, la Lazio, l'Inter. Antonio Conte, che allena il Napoli, che ha allenato già la Juve e l'Inter. Spalletti, che ha allenato già Napoli, Roma, Inter, Udinese, Venezia. Magari anche lo stesso Allegri ha allenato già il Milan in passato, ha allenato la Juve per 2 volte in 2 cicli diversi, cioè è incredibile. Mentre invece in Premier League ci sono dei cicli che durano molto di più. Stiamo parlando di pochi allenatori, ma magari con una progettualità anche più solida. Vorrei sapere la vostra opinione in merito, perché secondo me, un po' come il tema che ha trattato Guido delle squadre della zona di retrocessione che stanno facendo sempre meno punti, è un tema di cui non si parla, ma secondo me è abbastanza grave e sta peggiorando sempre di più. No, ma non si parla mai, non solo quest'anno. Cioè, Penso ci sia una chiosa. Aspetta.
Ovviamente ho preso la Premier League come esempio, ma possiamo citare anche la Liga Spagnola, dove fra i tre big del calcio spagnolo non si sono mai ripetuti gli allenatori negli ultimi anni, stessa cosa in Bundesliga e Liga 1. Questo fa capire quanto comunque il campionato italiano non sia appetibile per determinati allenatori, quando magari il campionato italiano viene vinto neanche tanto dall'allenatore più forte, quanto dall'allenatore più navigato, con più esperienza. Bello. Sono d'accordo. Guarda, ti aggiungo uno spunto, Guido, per parlare proprio di questo. Nella scelta poi della Juve di prendere Spalletti, prendo e cito la fonte perché da lì mi è venuta poi questa riflessione. Andrea Marinozzi dice: mi fa strano che comunque loro puntino ai mesi senza un progetto lungo quando hai Spalletti a disposizione, e si fa il paragone con Liverpool quando prese Klopp. Lo prese più o meno nello stesso tempo, cioè il Liverpool era tipo 10° in classifica, eccetera, eccetera. Klopp quell'anno arriva 8º. Cioè non è che fa un grandissimo... no, migliora un pochino, però gli fecero un contratto lungo con il progetto davanti. Dice: ok, non fa niente quest'anno quello che fai, ma crediamo in quello che... E poi Klopp, con il tempo a disposizione e con un lungo periodo, Premier League, la Champions League, eccetera, eccetera. Invece anche qua, anche la scelta di Spalletti, sì, fai giusto questo qua, poi vediamo se entri in Champions, facciamo un rinnovo automatico, poi ne riparliamo, eccetera, eccetera. È come se non ci si creda fino in fondo, perché alla fine dipende sempre dai risultati. No, è solo per una questione di bilancio, non cadere in questa trappola. Anche cioè non lo puoi contabilizzare perché già stai pagando stai pagando tu. Anche per non far vedere gli azionisti, non cadete in questa trappola. A parte che Spalletti è arrivato sempre in Champions, dall'Udinese all'Inter, Napoli, a Roma, eccetera. La Juve per diritto di sangue andrà in Champions, Juve, Inter e Milan, quindi noi ce la giochiamo con la Roma. Questa è la mia idea dall'inizio del campionato. Poi sarò felice se sbaglio totalmente, non ho nessun problema a venire qui e dire: questa, vedete, qui io pensavo questa cosa, ho sbagliato perché è successo questo, anzi è anche utile sbagliare, così imparo e cresco. Ci sono strategie sul vocale, sono tutte cose che negli anni un po' anticipato, e del discorso di una nazione che anche quando parla dei giovani, questa è una cosa che sento molto mia, no? Perché quando dice dobbiamo avere i giovani, però poi alla fine devono fare quello che dici tu, cioè non gli dai mai effettivamente responsabilità. Un discorso proprio molto più complesso in generale. È una nazione molto conservatrice. Se la forza che per DNA, poi non lo è per tradizione, non fosse peraltro per il nome che porta, dovrebbe essere quella progressista, ed sono più conservatori dei conservatori, perciò stiamo così. E questo si ripercuote un po' su tutto, anche su uno sport dove un minimo di coraggio, anche di innovazione ci potrebbe essere. Poi effettivamente sono sempre gli stessi nomi e gli stessi ragionamenti, perché il punto non è parlare male, che uno deve parlare male di Vinicius, cioè è che se tu dici che il calcio è cambiato, poi devi affrontare l'argomento partendo dalle basi che il calcio è cambiato. Invece dici una cosa e poi fa un ragionamento che è un ragionamento vecchio, anacronista. È la stessa cosa sugli allenatori. Poi alla fine dici che, e chiudo, Mourinho, no, dicevano un grande comunicatore, poi quando andava in conferenza stampa tutti ad attaccare perché non gli piaceva quello che diceva. Ma se dici che è un grande comunicatore, significa che è un comunicatore perché provoca, sposta l'attenzione, quindi dici frasi fatte senza non solo capirle, ma manco credici tu stesso. E pensa un po' a un discorso importante come io perciò dicevo sempre sul fatto di De Zerbi. Io non ho nulla contro De Zerbi allenatore, uomo, eccetera. Però se i ragazzi lo mettessero sulla panchina del Napoli, dovete essere i primi, avere pazienza, avere il gusto anche di passare purtroppo attraverso alcune sconfitte che possono essere bruttarelli, anche imbarcate come abbiamo e invece sarete i primi lì. Questo è il discorso che fa il nostro amico Bellino, il discorso di una lucidità importantissima. È quello che io cominciai a notare. Poi sai, tutti gli anni mi sto vedendo, quindi non è che mi prendo l'anno per far vedere che ho ragione io, come far fare quell'unico anno. Ogni anno l'erosione di questa classifica bassa, dove le squadre che lottano per l'otto hanno bisogno sempre di meno punti per salvarsi. Se è sempre così, significa che effettivamente un argomento, non solo dal punto di vista mediatico, anche dal punto di vista sportivo, organizzativo, economico, cioè non interessa, perché non si è reso mai
come punto centrale per renderlo più competitivo, altrimenti qualcosa avresti fatto. Ok lo 0-0, dice Mirko, ma sono un po' preoccupato per martedì. I ritmi della Champions League sono altissimi, reggeremo? Dobbiamo avere la pazienza e il gusto di vedere la partita. Adesso nessuno di noi può dire no, faremo una partita bruttissima perché effettivamente siamo scoppiati. No, Guido, faremo la partita a 1000. Vediamo la partita e poi capiamo, vedi, questo è andato meglio, questo è meglio. Oggi il Napoli ha giocato sotto ritmo. Il Como l'abbiamo detto, se pensavo ripetiamo le stesse cose. Perdiamo sempre un giocatore, è un momento difficile, secondo me non un momento di crisi, però un momento difficile e delicato, però sembra che Conte un po' ci ricreda di più e secondo me ha recuperato qualche giocatore dalla parte su, perché l'impressione che ci fosse, non dico una spaccatura, no, tra tutti, forse anche la festa che hanno fatto tutti insieme, cioè, insomma, che si remi tutti nella stessa direzione è importante. Poi vedremo, in Europa si gioca un calcio più di qualità, a ritmi più sostenuti, si fanno meno falli, vedremo. E non cadete nel fatto, ma con quella si vince, quelle sono tutte, in fondo solo il Real Madrid, non è così, perché poi le 3 partite, a parte il City, sono state tutte 3 partite difficili. Dobbiamo sperare che allenatori come Palladino Italiano vengano presi invece dei soliti nomi, Allegri, eccetera. Infatti la Fiorentina secondo me sta nel male, perché se da un punto di vista delle strutture ha fatto un'operazione meravigliosa, quella interna, quella dello stadio è piena di problemi, vedi? Perché pare che ci siano anche degli errori di progettualità. Stavo leggendo un articolo meraviglioso, sì, di un architetto di Firenze che stava facendo notare dove la linea della copertura è progettata in maniera errata perché troppo alta, non sta capendo perché non è specificata bene com'è la parte di copertura della torre che non può essere toccata perché vincolo architetto, cose molto tecniche e meravigliose, sapete che a me appassiona e poi ho delle amicizie di altissimo livello, poi se noi chiamo quindi c'è l'aspetto, diciamo, il centro sportivo è andato benissimo, è un gioiello, l'aspetto stadio ha un sacco di problematiche, però l'aspetto allenatore secondo me non è questione che Pioli non va bene, perché poi anche lì non è che è un brocco. L'operazione Paradino è un'operazione tutta sbagliata, perché poi è sembrato che siccome non piaceva la piazza tu sei stato debole, mi sembra che lui si è dimesso, no? E cambiare ogni anno allenatore non va bene, perché poi sta andando molto male la Fiorentina da tanti punti, anche come i numeri, cioè numeri veramente scadenti, cioè a quella classifica, a prescindere dal rigore del Milan, cioè, che poteva essere un punto in più, anche entusiasmo, però la Fiorentina ha 6,9 di percentuale di realizzazione assoluta, che è proprio modesta. Tira, considerate che fino ad oggi ha solo 23 tiri in porta, quindi ha tanti problemi ogni gioco. E secondo me nascono dalla fonte, perché se tu dopo il progetto italiano che si è fermato fino a un certo punto, non essendo una società che ha l'ansia di dover vincere lo scudetto, tu hai la serenità di dire: io posso fare un altro progetto triennale e faccio uno step. Sono arrivato 2 volte in finale di Conference League, adesso voglio arrivare in semifinale di Europa League e fare un sesto posto tranquillo. Poi se ci esce un anno che riesco con serenità, se cambi in 2 stagioni, probabilmente ne cambieranno un altro adesso dell'allenatore, la continuità tecnica in un ambiente che non ha questa pressione di dover vincere, perché la Fiorentina non deve vincere, non perché non la voglio far vincere, no? Per dire. Secondo me è il discorso dell'ambiente, perché poi tu vedi insulti, ho letto di proteste in tutta Firenze, andate via tutti, c'è molto da maturare nel calcio, sono stati avvelenati troppi pozzi anni fa e si è creato un ambiente, innanzitutto secondo me non dà gioia ormai alle persone, c'è più gioia di andare a insultare gli altri che hai perso. Questa è una mia opinione. Si parlava anche che insomma gli allenatori stranieri in Italia attecchiscono poco. C'era un paragone con la Premier, là funzionano di più, poi giustamente diceva ce ne sono anche di meno di allenatori inglesi che poi sono sulla cresta dell'onda, mentre noi teniamo proprio
una storia, no Guido? Cioè, storicamente sono usciti tanti allenatori bravi dall'Italia. Questa voglia, questa particolare attenzione sulla tattica invece che sull'estero, magari. È proprio storico. Sì, e anche perché poi c'è stato secondo me un binario che ci ha portato in una direzione che è quella che viviamo oggi, perché un allenatore può anche non essere adatto a avere delle stagioni sfortunate in una piazza, oppure essere più adatto come CT, penso grandioso, non che sia per forza più adatto come CT, però mi ricordo come fu trattato come l'ultimo degli imbecilli Oscar Washington Tabarez, che tra l'altro era al Milan, e che carriera, cioè, anche è stato allenatore dell'Uruguay, no? Perché secondo me non si è mai fatto sistema, a volte anche per questioni interne, di stampa, di procuratori. Voi pensate che Benitez, la ragione per cui all'inizio veniva attaccato, che è una ragione per me folle, perché non mi ha mai appassionato, è perché faceva sbagliare tutte le formazioni. E che per i colleghi è molto importante far vedere sulla base che tu hai beccato la formazione. Poi fu perché all'inizio del Napoli fu folgorante. Napoli vince col Bologna, va a vincere a Milano, anche se il Vase dimenticò quella vittoria. Disse che con Sarri noi finalmente erano tornati a vincere a Milano, ma vincevamo con Benitez 2-1 fuori casa. È storia. Poi sì, la seconda stagione fu difficoltosa, però il primo anno dice, ha tolti punti dalla Juve, ma la Juve fece 102 punti, il Napoli fece 79 come Mazzarri e fece 12 punti in Champions League battendo il Dortmund, e quindi qualcosa di buono. Poi era una ricostruzione, dopo anni 3-5-2 si passava a 4, cioè dagli un attimo di tempo. Poi sul piano umano le mozzarelle, eccetera. Però ha detto non si è mai fatto rete sistema, e quindi non può essere che quello imbecille, perché effettivamente tu non sei riuscito a creare come popolazione di allenatori stranieri un cambio effettivo di mentalità. Quindi vero. Sì, vabbè, ricordiamo tutti quando cercò di spiegarci la filosofia dietro anche una turnazione, che la vogliamo chiamare turnover, la vogliamo chiamare in qualsiasi modo. E sotto questo punto di vista, proprio il peggior allenatore, se non si è cambiata mentalità, potrebbe essere proprio Italiano, che ha un record tipo di 62, non so, e and counting, di formazioni diverse una dall'altra con il Bologna, e aveva cominciato anche con la Fiorentina. Quindi sotto questo punto di vista Italiano non ti dà nessuna garanzia che puoi indovinare la prossima formazione con degli 11 ideali. È una gestione, delle volte ti va bene, delle volte ti va male, perché magari la partita la sbagli e tu dici avrebbe dovuto giocare quello là, e non lo possiamo sapere. Ad oggi io vi dico che secondo me Conte ha in testa i suoi preferiti, ma sta facendo delle scelte. Scusa Valerio, devo collegare il computer, quindi se vedi movimenti strani. No, figurati, vuoi che ti oscuro? No, ci ho trovato il cavo. Ecco qua, abbiamo risolto. Sì, no, Conte secondo me ce li ha i suoi 11 in testa, poi è una gestione semplicemente perché sono rotti o perché sta arrivando una partita. Secondo te, Guido, ecco la domanda che ti faccio, un retropensiero di un 5% sulla partita che sta arrivando, cioè questa qua l'abbiamo pareggiata, ci va bene lo 0-0, non ci andiamo a scapicollare considerando che sta arrivando una partita di Champions. Secondo te ci può essere stato? Sì, c'è il problema che noi siamo un po' in emergenza in alcuni, poi alcuni giocatori tornavano e casomai tu non avresti voluto rischiare Arcmani, poi lui ti ha dato garanzie, però deve mettere minuti, vedi che Buongiorno oggi non è che ha fatto questa partita scintillante, poi loro bravi fino a tre quarti ma non particolarmente incisivi dentro l'area, per quanto entravano dentro l'area. Però è anche vero che a volte Buongiorno e Rachmani ti hanno eseguito alto, e ci sono dei movimenti tattici che i difensori fanno, non è solo l'intervento, la scivolata. Quindi diciamo, tu puoi avere un piano, però il giocatore rientrato lo deve rientrare prima. Juan Jesus sta quasi a 700 minuti, anche se ti ha consegnato il Napoli, lui primo in classifica, quindi non è che con lui sia andato a far disastri. No, però lo devi portare anche lui poi in condizione di sbagliare. No, ma perché ci sono tanti valutazioni, poi si fa male. Non penso che Conte pensava che Gilmour, casomai dice io do 20 minuti allo Boxca, no? Poi abbiamo capito che forse manco quello gli dava. Quindi tu puoi avere anche un'idea di gestione della rosa
nel medio periodo, neanche dicono. Poi purtroppo ci sono gli imprevisti, e per chiudere anche una parentesi, un dato, ricordiamoci che Benitez fece 53 partite e 59 partite con Napoli, che noi manco col binocolo abbiamo mai raggiunto. Il totale di stagione. 59, cioè ma manco, e passavamo dalle 48 di Mazzarri, Sarri 49, 50, 50, 8 partite, 9 partite in più. Infatti lui non aveva la rosa, perché poi avere Allan e Isai, cioè la rosa di Benitez fu incompleta, no? Però non quei 2 o 3 giocatori in più, e anche Sarri avrebbe avuto bisogno di un paio di ricambi più di alto livello. Comunque dicevo, quelle 9 partite non sono da poco, e lui disse questa frase, me la ricordo ancora, no? Che non voglio arrivare spiaggiato a fine stagione, però non fu mai apprezzata. Ovviamente noi citiamo più allenatori nostri per una questione non solo di tifo, ma di memoria. Io ho più memoria delle cose che ho visto in prima persona, e quindi mi piace citare una cosa che ricordo bene, non per interposta persona. Male la prestazione, per rispondere in maniera secca, perché si deve fare di più, ma in chiave generale non è uno scandalo, non è una cosa grave. È chiaro che sono 2 punti pesanti, anche perché sono in casa, e che noi abbiamo già buttato col Torino in un momento dove era veramente messo maluccio. Ma fa parte, non siamo favoriti ragazzi per lo scudetto, scordatevelo, fa parte di un momento, del momento della stagione difficile, e anche un momento di crescita, e tu devi accettare che le stagioni passino anche da questo momento, senza farti prendere né da un entusiasmo eccessivo né da pessimismo, e soprattutto mai volgarità, perché tra l'altro non porta punti, non porta benessere. Un modulo senza play è ipotizzabile? Oggi anche Issa si è abbassato, l'ho visto recuperare più palloni del normale. Allora quel lavoro lo sa fare, non sempre educato con le mani alzate quando dice non entra Però il punto è che tu hai una squadra con potenzialmente, perché se giocano in maniera spuntata come oggi non va bene, con varie ali, e anche la possibilità, lo stesso Anghissà che fino adesso stava andando bene, McTominay, hanno quella capacità adesso di inserirsi, entrare, non so, tra le linee. Quindi ti direi né sì né no. La cosa importante è poi valorizzare quegli elementi a tuo favore. Tant'è vero che raramente in fase di attacco tu sei passato al 4-4-2. Non penso che vedremo, poi dipende dalle partite, dagli infortuni eccetera, 2 punte tutte e 2 di peso, 4, perché poi è una questione chi fai fuori come centrocampisti, come già adesso con purtroppo l'infortunio di De Bruyne, giocheranno penso quasi sempre Trapolitano, Neres, Lang 2 su 3, però prima già ne giocava solo uno. Posso dirti una cosa, Valerio, che come no? Farvi capire che a volte le cose vanno viste con calma in prospettiva, no? Scusate se lo ripeto sempre, no? Io sono molto tifoso dei Lakers, che hanno fatto veramente schifo l'anno scorso e anche l'anno prima, nonostante il clamore Luka Doncic, e io ti dissi guarda, mi aspetto che con un riferimento umano così forte come disciplina proprio nella vita, non solo nello sport, nell'alimentazione, nell'allenamento della famiglia, come LeBron, nonostante i Lakers si sono trovati in un cambiamento epocale, perché sono stati venduti dal 79 a oggi, era una franchigia nelle mani di una famiglia appassionatissima, una famiglia Bass, prima il dottore, poi la figlia Jenny, quindi non è poco, cioè cambiare proprietà dopo tanti anni. Luka Doncic ha perso 14 kg, cambiato totalmente fisicamente, si è fatto un'estate a 1000 di allenamenti, perché veniva accusato, il talento di Luka Doncic è fuori discussione, perché stiamo parlando di giocatori da un talento cristallino, quindi però è fuori forma, non accompagnato. Vedi che significa avere un riferimento anche da infortunato. Luka Doncic, che si è fatto male a un dito, è il secondo giocatore dell'NBA in queste prime giornate, dopo il mito di Wilt Chamberlain, a avere una media di più di 40
4 punti, 45 punti nelle prime partite dell'NBA. Si è presentato con 14 kg in meno, una forma incredibile, ma non gli è piovuta dal cielo, si è messo in riga perché il suo riferimento fuori dal campo è uno tostissimo nel mangiare questo, quando io vi dicevo l'anno scorso che non credevo a determinati colleghi, quello farà il gol scudetto, eccetera. De Bruyne, per tornare ai fatti nostri, è un danno non averlo a Napoli, come sarà adesso un vantaggio invece avere Lukaku, che forse non aveva fatto tutte prestazioni da 10 l'anno scorso, però sicuramente si è scoperto che fuori dal campo, gli allenamenti, come si chiama, era un esempio, un trascinatore, perché non dava proprio adito a scappatoie. Ti devi allora, quando tu hai dei riferimenti che tirano la carretta davanti, no? Sono un plusvalore per la squadra e sono cose che valuti alla distanza, che è un cambio culturale che noi dobbiamo fare, cioè di avere la pazienza di cambiare culturalmente. Poi uno si dà degli step, ovviamente, non è che dici aspettiamo per tutta la vita che un giocatore dice vediamo dopo 2 mesi c'è un cambio, dopo non so, da 2 mesi in 2 mesi, no, neanche 3 mesi, però non che uno stop sbagliato lo butti, uno stop meraviglioso, poi la domenica quello fa un gol all'incrocio, è bravissimo, però poi per 8 giornate è una schifezza. Caillon ha avuto una carriera fino all'ultimo, anche senza contratto, encomiabile, ma perché era serissimo, oltre che un talento. Ecco, questo è un cambio culturale e sono contento di aver fatto all'epoca un esempio che poi si è verificato. E tutti invece dicevano, anche i commentatori, no, perché beve, mangia, non si frega niente, tanto perché il talento ce l'ha e quindi si accontenta di avere il talento. E no, non si è accontentato perché tu c'hai quello tutte le mattine e dici come faccio a non allenarmi? E si è messo 14 kg, sono tanti, ha cambiato proprio fisico e sta ricamando basket. Per un atleta fa tutta la differenza del mondo. Tutta la differenza di questo mondo. Bravo Guido, Lukaku veniva criticato perché si voleva un gioco diverso ed eravamo abituati ad altro, ma se le cose stanno così, Lukaku è necessario. Ed è giusto lo spunto di Massimiliano, perché poi Massimiliano, fammi essere poi diretto, mi guardo nell'anima perché non ci siamo afferrati, ma è andato oltre le righe. Io sono d'accordo quando tu poi dici Conte ha un modo di attaccare, ci ha fatto vedere altri modi per necessità virtù. Ma io sono convinto, e credo anche tu, che Conte ha un modo preferito di attaccare, che è quello di appoggiarsi alla punta in un certo modo e quindi utilizzare poi gli inserimenti. Questo da quando sta sfruttando di meno le fasce, perché ricordiamo, Guido, il cambio che fece passando da quel 4-2-4 dove si lavorava di catene poi alla difesa acerrima che non è perché poi lo sfruttamento delle fasce dei quinti che vanno fino in fondo. A Napoli sa di non avere non ha un Dumfries, non ha un Teo Hernandez dall'altra parte e allora cerca di arrivarci in un altro modo. Si guarda intorno e dice Presidente, nel frattempo portami Lukaku, poi dopo mi organizzo perché almeno lì ho una certezza che so che qualche pallone in aria ci arriva. Sì, io ho anche premesso, forse l'amico non ha ascoltato perché è un calo forse della mia linea. Io ho detto, lasciando la parte delle prestazioni delle partite dove non eravamo contenti, lo si criticava, io stavo facendo un discorso come traino, come riferimento a determinati giocatori che hanno bisogno di essere stimolati, perché casomai hanno anche un gran talento, anzi quel talento per loro diventa un alibi perché dice tanto ti basta il talento. Questo è il discorso. Non ho detto Lukaku ha fatto sempre partite e lui per primo alcune partite sarà stato scontento perché non gli uscivano certe giocate, veniva anticipato più volte rispetto a quelle che riusciva a smistare la palla. Quello è un discorso tecnico, tattico, di prestazioni che noi valutiamo sempre con grande serenità. Io lo facevo un discorso di leadership e da quel punto di vista abbiamo scoperto che invece è stato un esempio fondamentale. E se tu stai a 1000 chilometri di distanza, per quanto sei sempre lo stesso disciplinato, ci metti non lo vedi e non lo vedi. E questo, dicevo, adesso De Bruyne è un doppio problema, sia perché non c'è in campo e sia perché sarà lontano. Ma sai che esempio doveva essere De Bruyne? Perché poi l'abbiamo visto farsi tutto il precampionato senza saltare un minuto,
fare anche rincorsi all'indietro, perché è capitato proprio in partita di vedere fare dei recuperi. Sai che esempio che deve essere per uno che gli gioca vicino, dice oh questo è un giocatore che comunque non potrebbe prendersi delle pause e non se le prende, è veramente un peccato. Posso farti un esempio calcistico questa volta, così non annoio, perché poi io non amo vedere le trasmissioni, le polemiche, rispondi al commento, quello lì, quello ha detto, quello là, nel senso non mi aiuta. Harry Kane non ha due piedi, non ha due pantofole, ha due ricami, cioè è veramente forte come attaccante, no? Da tutti i punti di vista. Parliamo uno che non fa gol, cioè li vai a prendere al mercato i gol, cioè non ne fa uno, cioè basta vedere. E lui ha avuto un problema forte per il rigore sbagliato in nazionale, proprio a livello psicologico, emotivo, e parliamo di uno che ne ha segnati tanti, quindi ripeto, 40 gol a stagione, 45, 39, cioè parliamo. E io ho letto una bellissima sua intervista in tedesco, dove lui ha spiegato il lavoro che gli hanno fatto da un punto di vista psicologico prima, e quella base psicologica è stata necessaria per fare tutto un discorso tecnico e cambiare modo di calciare i calci di rigore. E da allora potrei dirvi una cosa sbagliata, quindi mi scuso, non mi ricordo se sono 37 su 38, 38 su 39, cioè sta per fare 40 su 1, insomma una percentuale mostruosa, può capitare, però ecco, uno che ne aveva già segnati a grappolo di rigore, che è un giocatore, lo stesso l'ho accusato quel colpo per quel rigore. Baggio continua a dire che quello è l'aspetto psicologico. Allora, avere determinate guide, no? Quando noi diciamo Oriali sempre molto calmo, lo stesso a calmare Conte, noi non sappiamo il lavoro durante la settimana. Allora, avere un De Bruyne che ti spiega certe cose sugli angoli, sulle cose, che semmai tu hai fatto una brutta partita, sei ancora legato a questo ambiente scadente, quindi te lo vai a vedere il voto che hai preso sul giornale lì, 4, non ha toccato un pallone, e lui ti racconta, guarda, a me è capitato dopo un Liverpool, non lo sai perché tu vedi solo la partita, non è buono, abbiamo preso un bidone, Lucca tornasse all'Udinese, è questo modo che va bene se uno vuole rimanere, per carità, io non sono fondamentalista, se volevo rimanere a livello proprio di popolino, ci può stare, dice io voglio continuare a vedere il calcio, insultare, arrivare a quel livello anche di conoscenza proprio di Flintstone, dammi la clava e va bene così, però un pochino più il mio suggerimento è non solo un po' più sofisticato, dà anche molto più gusto allargare gli orizzonti, e secondo me determinati giocatori che hanno una carriera importante che passa anche attraverso degli errori, se no, la frase anche Maradona ha sbagliato il rigore, ed è una frase che non significa niente, lo sappiamo che l'ha sbagliato, Tolosa finì sul palo, cioè 4 ne ha sbagliati Maradona, anche facile di ricordarsi, col Borussia, no col Borussia, con lo Sport che giocava la scommessa di $100, con un Torino che vinceva 3-1, e con la Fiorentina vinciamo 3-2, me ne ricordo tutti, 2-0 il primo tempo la Fiorentina, lui entra con le scarpe al collo, la barba che non voleva tornare, rigore per il Napoli, lo sbaglia e poi segniamo Corradini test 3-2, 4, abbiamo finito, quindi ha sbagliato il rigore, non è quello il discorso è tutto il lavoro che c'è settimana per settimana, e determinati campioni ti fanno crescere. Questo è Azzurro Fluido, amici bellini, non ho altro da dire, la voglio chiudere così, perché Guido è un surplus speciale, grazie mille. No, grazie a te Valerio, un abbraccio alle amiche Bellini, amici Bellini, a tutti quanti, non sento da più, chissà che fine hanno fatto i mangiatori di merendine, ma questo no, perché lo cito, perché una volta mi mandassi quell'immagine scadute, sì, scadute, quello è fondamentale, sì, ci abbracciamo tutti, è stato un brutto Halloween, insomma, ma d'altronde no, una partita è andata bene con la maglietta di Halloween, l'altra un poco meno, non si può avere tutto nella vita, il momento è delicato, però ci si cura anche dei raffreddori. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a Guido Gentile, che ringrazio sempre perché ci dà sempre un'altra prospettiva, un aggancio per parlare di qualcosa, per allargare, ecco, mi ha detto proprio bene lui, allargare gli orizzonti e non essere chiusi. C'è un tatuaggio, eccetera, eccetera. Vi abbraccio, vi bacio. Non ci sarà tempo di respirare perché
la reaction, poi l'analisi, e l'analisi sarà importantissima perché ho 0-0, cioè non è che vi faccio vedere uno screenshot del gol, qua si è mosso così, no, ci sarà da vedere nello specifico quello che si poteva fare secondo me dopo aver ascoltato le parole di Conte, e subito ci dobbiamo rituffare, quindi sia bene uscire dalla Champions per concentrarsi, no, sia benedetta la Champions League che ci può dare un ulteriore slancio a brevissimo, poi dopo li rimpiangeremo tutte queste partite ravvicinate perché ci sarà un'altra sosta, non vi preoccupate, lasciate i like finali. Amici belli nella ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora. È vero, questo è il Mandela Effect, che tu sei convinto che una cosa è così e poi magari non è così.